Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto vorrei ringraziarvi e salutare Ombretta, che abbiamo avuto ospite ieri mattina, per quel gesto importante che è riuscita a fare, a togliersi questo foulard, questo fazzoletto, questa cuffietta, questa malata oncologica, che ha fatto capire con un gesto anche estremo, apprezzato tantissimo Ombretta, te lo dico da tutti, questo coraggio per far capire che non dobbiamo nasconderci se c'è una malattia che veramente ci perseguita e cerca di annullarci, perché Ombretta vuole vivere. Quante persone vogliono vivere? Non sono i capelli prima, dopo, con o senza capelli, è la persona che noi dobbiamo guardare, tenere in considerazione e aiutare, anche abbracciandoli e non cambiando strada quando li incontriamo per strada, perché abbiamo paura di affrontare l'argomento. Questo è quello che ha detto Ombretta ieri mattina, perciò se la incontrate sarà senza cuffietta, senza foulard come ha detto lei, abbracciatela e ditele: noi siamo con te, sempre avanti a lottare. E presento subito degli ospiti graditi. Abbiamo in presenza Claudia Peloso di Castelfranco Veneto, che è della cooperativa Vita e Lavoro, familiari di ragazzi che lavorano in questa cooperativa. Claudia aveva chiamato perché non era d'accordo con il presidente della cooperativa su determinate tematiche. Adesso spiegherà il perché è giusto anche confrontarsi, dare la parola, il perché sì e perché no. E saluto anche Domenico Celotto, che appunto collabora con la cooperativa Vita e Lavoro, che anche lui dirà le cose che funzionano, quelle che non funzionano, cosa si potrebbe fare di più, che le possibilità sono tante. Ma saluto anche il professor Luca Nobili, astronomo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Grazie anche a lei di essere qui con noi, collegato da Padova il professor Nobili, che ci spiegherà quante cose non funzionano anche lassù qualcosa non funziona, sempre colpa dell'uomo naturalmente, non di sicuro delle celle o delle stelle, del sole, della luna, ma perché l'uomo invade tutto e inquina dappertutto. Questa è la realtà sia nella terra che nel cielo. Allora partirei proprio da Claudia Peloso. Allora Claudia, perché è qui questa mattina? Perché questa telefonata importante quella mattina, che non coincideva proprio bene con quello che stava spiegando il presidente, però lei ha detto non è giusto, questi ragazzi devono essere pagati, devono dare e sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo, perché il lavoro va retribuito indipendentemente da chi lo fa e come lo fa. Prego Claudia. Sì, buongiorno a tutti. Allora, non è che questi ragazzi debbano essere pagati, ma devono essere giustamente riconosciuti per l'operato che loro fanno in cooperativa. Queste cooperative, la cooperativa Vita e Lavoro, nasce per loro e loro danno lavoro a tutto un giro, operatori, educatori e quant'altro. Quindi quello che viene dato a questi ragazzi è un incentivo alla frequenza e viene dato da più di 40 anni per volere dei fondatori della cooperativa, e i fondatori della cooperativa sono i genitori dei ragazzi. Ed era stato pattuito appunto un incentivo di 15,50 € al mese per utente. 15,50 €, cioè non si mangiano neanche un gelato, si mangiano un gelato al giorno ma non ci arrivano a fare tutto il mese, e per loro era la loro paghetta, cioè è la loro retribuzione per quello che fanno, perché loro fanno lavori di laboratorio come bomboniere, seguivano gli orti, facevano ortaggi, che dopo questi oggetti, gli ortaggi eccetera, vengono venduti nel territorio, e quindi con il loro ricavato dopo veniva appunto diviso tra i ragazzi questa somma che ricavavano. Hanno deciso, non si sa chi, sembra il presidente, un colpo è l'ULSS, un colpo è il presidente, e poi vengono fuori problemi di fiscalità per registrare nei bilanci, problemi di contabilità perché non sanno come scrivere questa uscita dei ragazzi, viene tolto l'incentivo alla frequenza. Quindi da gennaio 2024 arriva la lettera dove, dopo aver fatto riunioni, aver chiesto motivazioni e quant'altro, dove appunto viene tolto questo incentivo. Alcuni familiari come noi, Domenico e altri, ci siamo opposti a questa scelta, a questa decisione, perché non ci sembra giusto.
Quindi abbiamo fatto incontri con il presidente con il dottor Filippin, che è il direttore disabilità appunto di Montebelluna, dove ci dice che dare questo incentivo ai ragazzi diventa diseducativo, ripeto, diseducativo, quando secondo me l'incentivo vuol dire identità per loro, vuol dire io esisto, ci sono perché faccio qualcosa e quindi non credo sia diseducativo, anzi secondo me lo vedo anche proprio come un'inclusione nel territorio, perché io con quei soldini posso andare al bar a prendermi il gelato, a bermi un caffè, entro nella comunità. Quindi loro, anche il presidente, il dottor Filippin dicono ma noi diamo un servizio, ma è un servizio che i genitori si sono sudati per averlo, cioè è sempre frutto dei vecchi fondatori della cooperativa e loro ci marciano sopra dal mio punto di vista, cioè noi non vediamo chiarezza, non vediamo trasparenza nelle decisioni che prendono, decidono e basta. Però Claudia, dovrebbe essere, visto che esistono i bilanci, tutte queste cose qua, se non siete d'accordo si può anche cambiare il presidente. Non è mica detto che un presidente deve rimanere, cioè non dico di questo, io parlo in generale naturalmente, certo, perché io non conosco le carte, non le voglio neppure conoscere. Però se siete convinti che questa gestione non sia trasparente e giusta come ritenete voi che dovrebbe essere, in quanto è stata fondata dai familiari per aiutare questi ragazzi, per farli sentire e vivere la quotidianità, il lavoro è con la paga, perché è una paghetta che viene data ed è giusto, lei non lo sa Claudia, ma è anni che mi batto per questa cosa, è anni che dico che certi familiari che rappresentano altri familiari, se sono stanchi, devono lasciare le poltrone ad altri che hanno più voglia di fare qualcosa in più. Perché vedete, e adesso lo dico ad alta voce anche a voi a casa, in questo momento dove ci sono le elezioni europee, io vedo una vicinanza da parte della politica al mondo della disabilità, che io non adopero questa parola ma la uso perché loro la stanno usando questa mattina, che mi fa spavento. Perché fino adesso non esistevano, non c'erano, non si vede. Adesso molti stanno cercando di prendere anche quei voti. E questo, non so se è d'accordo Claudia su quello che sto dicendo, mi inorridisce, perché io che conosco le carte, e le sto dicendo, lo trovo di una squallore, di una schifezza, guardate, che mi fa rabbrividire. Mi fa rabbrividire. Stanno strumentalizzando questi ragazzi, queste persone per il voto, per arrivare, per avere qualcuno la poltrona. È inutile che vengano a dirmi di no, chi ha qualcosa da dire me lo dica, chiami pure in diretta, mi contatti, perché sono scandalizzata e sono umiliata per le persone come Claudia e altri familiari che ho, che stanno guardando al benessere della persona, alla rivalutazione della persona. O sbaglio Claudia? No, sono pienamente d'accordo con lei, perché loro manipolano questi ragazzi. Cioè, infatti, con l'incentivo, come è successo in centro, in cooperativa, hanno detto non vi diamo più la paghetta, li hanno preparati a questo, dicendo non vi diamo più la paghetta, però questi soldi possiamo utilizzarli, li mettiamo in un contenitore, in un salvadanaio, così li abbiamo e decidiamo di andare a mangiare la pizza, possiamo fare delle uscite, andiamo al cinema. Cioè, no, io decido come spendere i miei soldi. Cioè, mia sorella decide oggi voglio andare a mangiare lì. Per lei, oltretutto, non sa il quantitativo del soldo, non lo conosce. Lei va a mangiare la pizza con i 15,50 € ogni fine settimana. Decide lei dove andare e cosa fare. Non che tu decidi. Tu decidi dove io
devo spendere il mio guadagno, il mio lavoro, il mio impegno. Sentiamo cosa ne pensa Rinaldo da Venezia, poi passiamo al nostro ospite, il professor Nobili, perché vede che c'è il buco nero qua, c'è il buco nero su, noi non sappiamo più cosa fare, troviamo buchi neri dappertutto. Allora Rinaldo, cosa dici? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto mi associo a quello che ti ha detto, ti hai coraggio, che è Gabuo che sia poaretta che sta male. Non sta dire poaretta! Mi associo al tuo pensiero di quella ragazza. Bravo! Che ne dà che è lezione di umanità a noi altri che stiamo bene. Avremo da imparare da questa gente qua. Sta gente ha più coraggio ed è meglio di noi altri che stiamo bene. Innanzitutto, brava, continua nella tua strada, chissà che il Signore ti darà 100 anni di vita perché ti meriti tutti. E dopo, volevo dire, è cooperativa, non so che cooperativa sia, ma su una cooperativa, dese il presidente, dese i consiglieri, non penso che possa decidere più. E su quei putei giovani che va a dargli una mano, 20 euro al mese, è una vergogna, ma se li sa questi soldi, cosa avevo da fare? Ma pensa così, i fiori, chi che lavora, ecco questo è un insegnamento dei fiori, chi lavora, gli mette tutta la sua buona volontà, pochi o tanti da dargli subito, perché gli abbia soddisfazione di quello che rende il lavoro. E ora ti insegni a diventare grandi per lavorare, alla fine Mirella, è il segreto di quello, ma siamo nel 2024, quando che non avremo niente, andremo tutti a lavorare, ma il lavoro, ti dà un lavoro, ti sei libero, perché il lavoro ti dà la libertà e ti dà la speranza di andare avanti, come gli altri giovani che non avevano anche scatti indosso, dopo tutti si stanno lavorando, hai capito? E non sono buoni a capirlo adesso, devo gli psicologi, ma qua è psicologi, abbiamo fatto la quinta elementare e abbiamo fatto un impero, perché a Veneto non vedeva niente. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto industria, abbiamo fatto di tutto e abbiamo aiutato tutti. E ora bisogna dargli a questi fiori la possibilità di avere anche la soddisfazione di quello che fa, una soddisfazione concreta che 15 euro al mese c'è da vergognarsi. E dopo voglio dire all'astronomo, quando andavo in ospedale a San Clemente, c'era un matto fuori e aveva un banchetto con una cassetta e si sentava e aveva il passatore in testa e la sata direttora e va dava i stili. Mi ha detto che dobbiamo portare la roba a mangiare e c'era dentro così che andava, che io mi parlava dei stili, pensa pure, c'era un matto, un uomo manicomio. E ora ti vedi che tutto serve nella vita, è tutto vero. Anche le robe più brutte. Grazie Rinaldo, grazie, devo andare avanti perché come vedete ho tanti ospiti anche questa mattina, vorrei proprio andare dal professor Nobili, andiamo a vedere anche le immagini, professor Nobili, di buco nero nella galassia, andiamo a vedere, prego, allora cosa ci dice professor Nobili, com'è la situazione? Perché noi abbiamo bisogno di persone competenti che sappiano di cosa parlano e non che qualcuno che si inventa, proprio perché c'è qualcuno che ha tutti gli assi in tasca, a qualsiasi cosa tu parli lui tira fuori l'asso, eccolo qua, e poi capiamo invece che sono parole al vento. Prego professor Nobili. Beh sì, questo è un argomento che mi tocca in maniera particolare perché avendo anche insegnato comunicazione all'università sono sensibile. Il fatto che ultimamente, soprattutto con i social, con YouTube, Facebook, in tanti possono esprimere sì le loro opinioni, ma non dicono che sono opinioni personali, ma si spacciano per esperti e hanno, come stavi dicendo, una risposta a tutto. E in realtà l'astrofisica, la scienza non ha una risposta a tutto, anzi per ogni domanda che ha risposta ne vengono fuori altre 3. Il problema è che una persona intellettualmente onesta si ferma fino a dove conosce. Altri invece cominciano a dare giudizi su tante problematiche, che si va dal cambiamento climatico anche alla politica addirittura. Io non capisco perché una persona che fa scienza deve dare opinioni politiche, allora mettiti a fare politica a quel punto. Ecco, a me non piace quel modo di parlare, per me quella non è vera divulgazione, ecco. Allora professor Nobili, questo buco nero c'è, non c'è, come siamo? Vediamo anche le immagini, vediamo se eccole qua. Sì. Prego professore. Allora,
Allora, c'è da dire che non sono fotografie di buchi neri, noi non siamo in grado di individuarli in modo diretto. Noi buchi neri capiamo che ci sono in base a quello che accade nei loro dintorni. Quindi se si può, ecco, adesso stiamo proprio andando verso uno di questi buchi neri, ovviamente questa è una simulazione, una ricostruzione, certo. è un viaggio reale. E dopo, se riusciamo a rivedere quell'immagine precedente, Sì. perché non era l'unica, è dal 2019 che abbiamo cominciato a vedere quelle immagini, ai telegiornali ci dicono ecco qui le prime fotografie di buchi neri, non sono fotografie, sono ricostruzioni visive. Ecco, ora fra Eccolo poco qua. dovremo arrivarci e ora dovrebbe ricomparire quella prima immagine. Qui stiamo proprio viaggiando. Guardate che viaggio stiamo facendo. Perfetto. Praticamente come funziona? Con degli strumenti, dei grandi telescopi, non si osserva direttamente, ma si misurano emissioni di energia, di luce, emesse da qualcosa che è molto lontano, ovviamente. Da queste misure di emissione otteniamo poi, dopo elaborazioni che possono durare anni, un'immagine. Quella che vedete, la parte luminosa è gas che sta producendo tanta energia, per quello vedete tanto luminoso, sta emettendo tanta energia. Il gas emette energia quando si muove rapidamente e come si vede anche da questa ricostruzione, da questa immagine, il gas sta in realtà girando intorno a qualcosa, non sta andando in linea retta, ma sta girando intorno a qualcosa. Cosa c'è al centro? Cosa vedete? Intorno a cosa sta girando? Vedete qualcosa voi? No. Vediamo un buco nero. Esatto, perché da lì non esce nulla, da lì non sta uscendo nulla, non c'è nessun tipo di emissione, quindi quello deve essere un buco nero. Quindi sono sì le prime immagini di buchi neri, ma per immagini, lo ripeto ancora, intendiamo solo delle ricostruzioni visive e non fotografie. Molto chiaro, professor Nobili, la ringrazio perché finalmente abbiamo capito in parole anche semplici, vero Claudia, sì, come ha spiegato il professor Nobili, sì, cosa sono queste immagini che vediamo, ed è molto importante capire perché stanno studiando per cercare di capire e avere una trasparenza anche su quelle che sono le notizie che poi arrivano e poi anche quelle vengono strumentalizzate per qualcuno che vuole sapere tutto e poi alla fine il professor Nobili dice calma, qua è meglio che chiariamo la situazione. Allora sentiamo anche Domenico Cellotto, visto che anche Domenico Cellotto è qui questa mattina per dire quello che non va in questa cooperativa, quello che potrebbe invece far sì che migliorassero le condizioni anche di questi ragazzi, perché l'obiettivo è quello, farli lavorare, dar loro il giusto rispetto. Prego Cellotto. Cosa posso dire? Porto l'esempio della sorella. La sorella a fine mese, all'inizio, l'ultima settimana, questa settimana prendo la paga, che è un riconoscimento, e quando la prende, felice, contenta, non sa nemmeno quanto siano i soldi che prende, perché è una cifra talmente irrisoria che non vale nemmeno la pena di rapportare. Gli hanno tolto questa soddisfazione, non lo so perché. O lo potrei capire, perché se devono fare a bilancio anche quei soldi lì è una cosa che non va bene sicuramente. Certo, perché no, è un'altra cosa. Ma secondo lei c'è la volontà? Perché, vede Cellotto, io intanto vi ringrazio perché avete il coraggio di metterci la faccia e di dire quello che non va, perché sembra che tutto vada sempre bene dappertutto, perché qualcuno non ha il coraggio di dire invece come faccio io che le cose non vanno assolutamente bene per le fragilità. Questa è la volontà, è la verità. Ma soprattutto far capire a quei familiari che ancora insistono a mantenere determinate posizioni perché hanno paura che poi si riversi verso il figlio, perché hanno paura ancora di far vedere il proprio figlio, perché abbiamo ancora il proprio familiare, perché abbiamo anche questi genitori, tanto è vero che si trincerano sotto la privacy, perché anche noi con le telecamere delle volte facciamo una fatica enorme, mi sembra di far vedere chissà cosa, sono delle persone normali, squisite, ma guai se fai vedere mio figlio che lavora, mia figlia che lavora, non può essere ripreso, ma se lui è felice. Ma se è felice in quel momento, ma perché non lo devo far vedere? Ma perché sei tu che discrimini prima di tutto questa persona che è un tuo familiare, o sbaglio Claudia? Poi sentiamo è vero. Anche Condivido appieno. Condivido appieno, siamo noi i primi a forse a vergognarci, a
a discriminare i nostri familiari, sì sì, e abbiamo paura delle ritorsioni all'interno dei centri perché se ne sentono di tutti i colori alla fine e quindi i familiari accettano per paura, è sempre quella la questione, la paura. Ma è perché vengono comunque manipolati anche questi familiari, perché nel nostro caso, ad esempio, con questi 15,50 € è stata messa la paura ai genitori di dover fare, questa è uscita, un cedolino del costo di 20 € per poter dare 15,50 € ai genitori, agli utenti, e quindi diventa un costo per la cooperativa e giustamente un genitore dice no, 20 € per 15,50 €, meglio non avere niente, che rimangono in cooperativa questi soldi. Certo. Ma non è così alla fine, perché anche noi ci siamo informati, non è così. Siamo stati all'Agenzia delle Entrate, non è così, non funziona così. Però loro fanno credere, per la nostra ignoranza, perché purtroppo non conosciamo, ci mettono queste pulci e dicono no, allora ci fermiamo e lasciamo le cose così come stanno. No. E loro sanno. Sentiamo Cellotto come commenta le parole di Claudia Peloso. Sono belle parole. Però le brutte parole le prendiamo noi altri che siamo fatti avanti con questa rimostranza qui. In pratica veniamo accusati addirittura di voler far fallire questa cooperativa, accusa da altri genitori. Voi 3 o 4 che siete volete far fallire questa cooperativa. Noi vogliamo il bene dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi non devono essere lì parcheggiati per le 9-10 ore che vanno via da casa. Devono essere... Quanti ragazzi sono, Cellotto, in questa cooperativa? Gli ultimi numeri sono 147. Perciò non sono proprio pochi, divisi, però in totale sono 140 persone, diciamo, Più di grosso modo. 140 perché ultimamente sono state diverse entrate. Adesso mi sono perso. No, e appunto questi ragazzi che giustamente vorrebbero avere un riconoscimento, però sono gli stessi genitori che hanno paura di andare contro quella che è la direzione, diciamo così, e perciò dicono state fermi perché sennò salta il banco e se salta il banco si chiude tutto. Ma non può essere così. Devono aver voce anche quelli 3-4 familiari che invece cercano di fare del bene alla cooperativa, perché questo penso che sia quello che vuole sia Claudia Peloso che Domenico Cellotto. Certo che però guardate, state parlando con una persona che fa le stesse cose che fate voi, che avendo il coraggio di dire le cose che non vanno, perché è facile dire quello che va bene, bisogna avere il coraggio di dire quello che non va, viene veramente messa in un angolo. E il problema è che io lo dico davanti alle telecamere, quello che vedo, quello che viene fatto, quello che non viene fatto, e questo dà molto fastidio, perché sono abituati invece a far vedere sempre quello che va bene, quello che non va bene non si vede mai. E invece nel mondo delle fragilità e delle cooperative bisognerebbe che ci fosse più trasparenza, questo è vero purtroppo, perché giustamente come c'è la filiera in tutto, c'è chi dovrebbe guadagnare e non guadagna, e chi alla fine guadagna e non fa niente solo perché vende il prodotto, e questo è inammissibile, specialmente se si parla di lavori fatti dalle fragilità. O sbaglio, Claudia? Esatto, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto, è perfetto quello che ha detto, c'è tutto un giro dietro, c'è tanta roba da dire, tanta roba da chiarire, e noi siamo visti le famose pecore nere, no? Quelle che... Sì, ma non è che noi possiamo girare, Claudia, con l'avvocato, col commercialista, ogni volta che dobbiamo confrontarci con qualcuno che magari è messo là politicamente e non sa neppure di cosa parliamo. Avete capito che dovete anche voi cercare di unire queste forze con queste persone, perché hanno tutto il diritto, questi ragazzi, di vedere retribuito il lavoro che fa, visto che viene venduto. Oltretutto, perché viene venduto e sicuramente non viene venduto a una cifra che non può essere interessante. Questo è quello che dico io, anche se non conosco la cifra. Abbiamo Giusy da Treviso. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo chiedere al professore Elia Stromastro, sì. Vabbè, cosa può dirmi della spazzatura dei detriti spaziali creati dall'uomo? Sì.
ho sentito che il mezzo per il recupero della spazzatura spaziale sarà lanciato con vettore Vega, lavorerà a distanza dalla Terra a centinaia di chilometri, che potrà gestire lo smaltimento. Ma sono degli inventori meravigliosi, che a contatto con l'atmosfera come si può dire, non ci sono più, insomma, ecco, li smaltiscono così. La ringrazio. Hai capito la nostra Giusy, professor Nobili? Hai visto come interessa anche questo argomento? Perché sembra che certi argomenti, ma tanto non interessano. No, invece a casa le persone sono interessate a qualsiasi argomento e anche se veramente si interessano, anche informandosi adeguatamente, come ha spiegato bravissima Giusy. Prego, professor Nobili. Sì, anzitutto complimenti perché è preparatissima sul tema. È un tema che è venuto fuori negli ultimi 20-30 anni. Abbiamo mandato e mandiamo ancora satelliti in orbita, però ci sono poi satelliti dismessi, anche pezzi di razzi, parti di razzi, che rimangono in orbita a vari livelli orbitali chiaramente. Qual è il punto? È che man mano che aumentano possono diventare un rischio. Pensiamo alla stazione spaziale che ha 500 km di altezza circa, c'è orbita attorno. Se viene colpita anche solo da un bullone vagante, ma a una velocità molto elevata che ha quel bullone, è come un proiettile, rischia di perforare lo scafo. E quindi, più che altro è stato verso la fine degli anni 90, si è cominciato un po' a rendersi conto che bisognava cercare di eliminare un po' di questa detta spazzatura spaziale e di ovviamente produrla molto meno con i lanci successivi. Come eliminarla? Un modo è quello proprio di farli scendere di orbita. Se ho un frammento di razzo e riesco a dargli una piccola spinta, come potrebbe fare appunto la missione che diceva la nostra ascoltatrice, in maniera che l'orbita diventi più bassa, diventerà un'orbita che spiraleggiando a un certo punto andrà a finire nell'atmosfera della Terra. E l'atmosfera della Terra cosa causa l'attrito? Quindi immaginate questo frammento di razzo che impatta l'atmosfera terrestre, un po' come quando noi ci lanciamo dal trampolino, no? Dall'aria passiamo all'acqua della piscina, ma purtroppo facciamo un tuffo sbagliato e prendiamo una bella panciata, la sentiamo che l'acqua è più densa dell'aria, è come se la sentiamo. Stessa cosa per quel frammento, sente assolutamente che l'aria è più densa del vuoto che c'è nello spazio e l'attrito lo riduce in pezzettini più piccoli che potrebbero probabilmente polverizzarsi, ma anche se rimangono piccolini non sono un pericolo e a quel punto abbiamo eliminato quel frammento. Certo, farlo per tanti frammenti è problematico, però dobbiamo cominciare a farlo, abbiamo già iniziato a farlo. Senta, professor Nobili, è una domanda che tanto ci facciamo tutti e io gliela faccio, poi veda lei se vuole rispondere o non rispondere, ma qualcuno pensa che ci sia vita nello spazio, altra vita. Secondo lei in un futuro potrà succedere che si riesca veramente a capire che veramente c'è vita, altra vita nello spazio? Sì, allora, perché è un argomento spinoso, nel senso che ormai possiamo dire che sia al 99,99% certo che ci siano altre forme di vita nell'universo. Questo perché ormai sappiamo che ci sono più pianeti che stelle nell'universo, quindi statisticamente ci sono con quasi certezza pianeti abitabili, sempre ragionando in termini di abitabilità per come la conosciamo qui sulla Terra, perché non abbiamo altri riferimenti al momento, quindi ragionando in questi termini, e quindi quasi certo che ci siano altre forme di vita. Questo non vuol dire che ci sono poi gli alieni che vengono, ci rapiscono, cioè perché poi ogni volta che si dicono queste cose bello, magari può anche essere, non so, non lo so, però noi per forme di vita partiamo intanto dai microbi e dai batteri. Ecco, già scoprirli forse su Marte, forse su una delle lune di Giove, sarebbe rivoluzionario, perché avremmo la conferma che la vita, la certezza a questo punto che la vita c'è da altre parti, ma credo che ci sia anche vita evoluta, vita complessa, magari in forme di vita che noi uomini neanche ci rendiamo conto essere vita. E ha fatto bene a dirlo e la ringrazio veramente, professor Nobili, perché io delle volte che ho delle eccellenze anche di ricercatori, di studiosi, cerco di far capire anche la differenza
tra virus e batteri, microbi e batteri, come ha spiegato veramente lei, perché è là il nodo cruciale, è là che si sviluppa. Come mai ho preso questo batterio in ospedale? Molti hanno fatto anche questa domanda, perché c'erano delle condizioni che si poteva prendere il batterio anche all'interno di un ospedale. La ringrazio di aver detto, e soprattutto dare la speranza. Abbiamo anche un giovane che è il figlio di Claudia Peloso qui seduto, che veramente farà piacere sentire che in un futuro magari si conosceranno altre forme di vita, chissà che vita sarà. Io vorrei rimanere qua 500 anni, Claudia, per vedere tutto. Sì, io sono una curiosa numero 1, ma chissà, io spero sempre, non si sa mai. Pubblicità. Ah, aspetta, Leone. Aspetta, Leone, no, Leone devo mandarlo. Leone? Sì. Eccolo qua, sono riuscita, vai Leone. Grazie, volevo chiedere all'astronomo, siccome qualche volta ho chiamato che ero arrabbiato con quelli che vanno a spendere tutti questi soldi per andare nello spazio, allora io volevo dire che non sono contrario ad andare nello spazio, a patto che si vada senza fare inquinamento, senza lasciare porcheria nello spazio e senza andare a colonizzare i pianeti, perché se andiamo a colonizzare i pianeti faremo delle guerre anche ai pianeti. Non basta fare le guerre per le stupidaggini qui sulla Terra. Grazie, Nirena, ciao. Grazie a te, Leone. Allora il professor Nobili risponderà subito dopo la pubblicità. E siamo col professor Luca Nobili che risponderà al nostro Leone Trebasele, che è entrato anche Carlo Moccellin, sempre della cooperativa Vita e Lavoro, un altro familiare. Sentiremo anche le sue critiche oppure le sue osservazioni, riflessioni. Allora, professor Nobili, rispondiamo a Leone da Trebasele, che poi andiamo da Carlo Moccellin. Prego. Sì, lì ci sono due filoni. Il primo filone sostanzialmente è quello di non politicizzare e non far sì che gli interessi economici prendano il sopravvento anche quando si va nello spazio. Purtroppo non sempre è così e non lo sarà nel futuro, cioè, ormai ci conosciamo noi uomini, quindi speriamo insomma di non combinare altri disastri anche nello spazio. Volevo invece, l'altro filone è quello un po' su diciamo, un'idea un po' sbagliata, no? Si dice: ma perché spendere tanti soldi per andare nello spazio quando dobbiamo risolvere problemi sulla Terra? Allora, questo è anche colpa di chi alle volte dovrebbe fare divulgazione e non la fa come dovrebbe. Innanzitutto i soldi impiegati per andare nello spazio non sono poi così tanti come per le spese militari e altro, cominciamo col dire questo, ma al di là di ciò, tutte le discipline sono collegate, ogni cosa che si scopre da una parte ha ricadute sulle altre parti. L'astrofisica, ad esempio, ha delle ricadute fondamentali anche in medicina. Questo perché? Perché l'uomo deve confrontarsi con situazioni estreme che sulla Terra non esistono. Noi sulla Terra non abbiamo milioni di gradi di temperatura come nel nucleo delle stelle. Non abbiamo queste situazioni estreme. Per studiarle da distanza dobbiamo inventare, non innovare, ma inventare nuova tecnologia e nuove teorie fisiche. Ricadute, ad esempio, se qualcuno, mi auguro presto, un nuovo Albert Einstein, uomo o donna che sia, riuscirà a completare una teoria della fisica più completa, più estesa di quella che abbiamo attualmente, che mette d'accordo relatività e quantistica, bene, avremo ricadute anche nella lotta ai tumori, perché potremo costruire macchinari per individuare i tumori che ora non troviamo per tempo e anche probabilmente a curarli. E questo proprio perché, ripeto, tutto è collegato. Quindi andiamo avanti e speriamo sempre in bene, dobbiamo essere ottimisti. Guardi, professor Nobili, la ringrazio proprio perché dopo aver sentito la speranza che hanno anche queste persone malate oncologiche, proprio che sperano nella ricerca, nella scienza. Ecco, abbiamo sentito anche ieri questa mamma che ha detto: ma scusate, la scienza e la ricerca stanno facendo passi da giganti, perché non devo sperare di riuscire a curare mio figlio e di vincere questo percorso? Perciò capite l'importanza, ecco, che questi scienziati ci stanno dando, compreso il professor Luca Nobili. Lasciateci lavorare in pace, investite invece su questo, che vedrete che i risultati si otterranno. Senta, professor Nobili, ma tutte ste guerre, tutti sti missili, tutto, ma cosa producono nell'atmosfera? Perché poi prima o dopo arriverà da noi. Cioè, Chernobyl avrebbe dovuto insegnare oppure non ha insegnato niente, professori? Ecco, ci dica lei, professore, noi siamo molto attenti a queste cose.
Allora, noi al momento non abbiamo pericoli da questo punto di vista perché sono guerre distanti, però il punto è che dovremmo cominciare a ragionare in modo globale, cioè la Terra è una, l'umanità è una e quindi ciò che accade anche dall'altra parte del mondo in qualche modo dovrebbe riguardarci, non far finta di nulla. Purtroppo, allora io parlo solo per quello che è il mio ambito, a me non piacciono le persone che cominciano a fare gli esperti anche di tutt'altro, però penso sia evidente che le guerre che stanno scoppiando sono guerre che vanno anche oltre forse le ideologie, ci sono anche motivi economici. Bisognerebbe maturare tutti quanti, una maturazione globale, il problema è che a parole è facile e poi nella pratica no. Sembra sempre tutto un po' a rovescio, no? Chi ci governa dovrebbe avere la testa a posto e invece si scopre come sempre che non è così, non lo so, o si matura o andremo avanti a farci guerre che però non servono assolutamente a nulla, non fanno bene al pianeta, non fanno progredire l'umanità. Io sono il primo a non capire quelli che siano i motivi perché comunque alla fine bisogna fare la guerra, si possono risolvere anche in altro modo secondo me, magari litigando ma in altro modo, non con la guerra. Anche perché non muoiono i presidenti, i grandi della terra, ma c'è proprio la popolazione poveretta che non c'entra niente, che muore e che soffre. Però, professor Nobili, è anche da dire una cosa importante a mio avviso, che e ripeto sempre, molto spesso, questa frase di un bambino di 9 anni, quando è morta questa mamma, siccome era italiana e aveva sposato una persona di un altro paese, di un'altra provenienza, e litigavano per dove seppellire questa donna, questa mamma, e litigavano tra familiari. A un certo momento il bambino ha tirato la giacca al papà e gli ha detto: ma perché litigate? Abbiamo un unico cielo, o da una parte o da un'altra, ma è un unico cielo che abbiamo. Un bambino di 9 anni, professor Nobili. Capisce che forse dobbiamo puntare sui bambini, sui giovani, rispettare di più i meno giovani, quelli che ci hanno fatto diventare grandi, investire su questo, e invece investono solo per il potere, perché non gli basta mai quello che hanno, hanno soldi e case dappertutto che non sanno neanche dove metterle, poi ho le famiglie per bene che non riescono a trovare un appartamento in affitto, i giretti sulla luna perché così arrivo per primo e riesco ad arrivare anche là primo degli altri, così intasco ancora di più. Capisce, professore, che saremo un po' stanchi, questa politica che non vuole ascoltare, non vuole vedere, non perché è sorda e cieca, perché non gli interessiamo, sono altri gli interessi, come ha detto lei, professor Nobile, la ringrazio, è il business, è il potere che offusca le menti, non basta mai questo potere, quando ce l'hanno non vuole più andare a casa nessuno, fanno i salti mortali pur di rimanere su quelle maledette poltrone strapagati da noi e non riceviamo niente in cambio. Anzi, diamo fastidio quando parliamo o quando li fermiamo. Sentiamo il genitore, sentiamo anche Carlo Mocellin. Lei familiare, Mocellin, qui anche lei per dire e soprattutto far capire che ci sono anche voci contrarie che devono confrontarsi, però certo, anche certi familiari devono svegliarsi, però Mocellin lo dico io, perché questo silenzio o questo assenso delle volte fa più male che bene. Certo. Prego. Intanto buongiorno a tutti, sono Mocellin Carlo, vengo da Borso del Grappa e sono qua anch'io con altri familiari per parlare di questi, per me è un sopruso, ma comunque della cooperativa Vita e Lavoro. Vita e Lavoro, logicamente. E noi dall'anno scorso, praticamente da marzo dell'anno scorso, ci è stato comunicato che volevano togliere questi incentivi. Io non c'ero a quella riunione, c'era Celotto. Sì, che l'ha detto. Esatto. Poi ho indetto un'altra riunione a maggio, perché non mi andava bene che togliessero questi soldini ai ragazzi. Nella riunione, allora sulla prima riunione ha detto che è una cosa commercialista, i 20 euro per fare un CU, questo e l'altro. Nella seconda riunione è apparso che l'ULSS vieta di dare questi soldi ai ragazzi. Fermo, non l'ULSS, ma una specifica persona che ha un nome e cognome che lavora all'ULSS, perché sennò sembra che sia tutto l'ULSS, ecco, che ha detto di no. Perciò questa persona esatto, che è appunto che fa il lavoro appunto di controllo e certo, di adesione per controllare, perché se è l'ULSS vuol dire che compete all'ULSS, a questa persona, certo, decidere da farsi. Esatto.
in cui noi, un paio, 2 o 3 familiari, ci siamo rivolti a un avvocato. Questo signor avvocato ha mandato una PEC a Benazzi, dell'ufficio del dottor Benazzi, e non ha avuto risposta. Il 9 gennaio del 2024 abbiamo avuto una riunione dal presidente dei sindaci, Annalisa Rampin. Faccio anche il nome perché è una cosa nota a insomma, tutti. se quello è il nome del sindaco, quello è. Esatto. In cui c'era anche il dottor Natalino Filippin su questa riunione e altri familiari, eravamo in 9. È quello che sovrintende, diciamo, questa cooperativa. Questa cooperativa. Quando ci siamo confrontati dicendo di queste, perché c'era anche il presidente Bellò, quindi c'era tutto, c'era un rappresentante di familiari, c'era una coordinatrice, c'era la vice direttrice, la direttrice, cioè c'era quasi tutti della vita e lavoro, esclusi i familiari perché eravamo in 9. È emerso che dopo questa lettera che è stata mandata dal dottor Benazzi, il dottor Filippin ha detto no, guardi, se il presidente vuole dargliela, per me va bene. Non so come mai che si è arretrato. Bisognerebbe domandarlo a lui. Comunque voi questa mattina siete qui perché, a quello che ho capito, vorreste un incontro chiarificatore, specificando anche bene entrate e uscite, certo, e decidere anche voi assieme come gestire questi soldi. Questo è quello che io ho capito questa mattina. Nel momento che viene raccolta tot cifra, questa cifra la decideremo come gestirla e vincerà la maggioranza. Allora bisognerà vedere, capire, visto che stiamo parlando di 140 realtà, mi sembra, sì, sono quelle, certo, le persone, su e giù, cosa decideranno, perché sono loro che decideranno. Pensate, ecco, che queste persone, che sono delle persone speciali, come li chiamo io, che avranno tutto il diritto di dire sì e no, no che non sanno molto bene invece anche gestire queste cose in determinate situazioni, che non deve essere per forza il fratello. Tu preferisci avere i soldini o vuoi andarti a mangiare una pizza con tutti gli altri? E sentiamo cosa dicono questi ragazzi. Ma perché lavorano e non ascoltarli? Scusate, in base a quello che loro dicono, chiediamo pure: avete sete, avete fame, avete sonno, state male? Possiamo chiedere: volete così o non volete così? Ma perché devono essere sempre gli altri che decidono? Allora li trattiamo proprio... No, non lo dico perché non la voglio, da diversamente agili, ecco, io li chiamo così, Claudia, diversamente agili e basta, perché si muovono in maniera diversa e basta, ma sono delle persone speciali e lavorano talmente seriamente che qualcuno dovrebbe imparare a lavorare da questi ragazzi. Prego, Claudia. No, è vero, bisogna effettivamente chiedere a loro, ma nello stesso modo in cui chiedi, ammagliandoli, ti paghiamo la pizza, perché vengono ammagliati chiedendo questo, dicendo però ti do anche i soldi. Cosa vuoi? I soldi o vuoi la pizza? Io scommetto che direbbero no, io scommetto che messa giusta, messa giusta, detta bene, vuoi i soldini e fai quello che vuoi. Esatto, ed è il loro lavoro, rispetto soprattutto per il lavoro. Allora, un'altra cosa importante, Mocellin, è perché si decide di creare la cooperativa, perché sono importanti, cioè guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, nel senso che si cerca di dare dignità a queste persone, si cerca di far capire che il lavoro è importante, certo, che dare loro la possibilità di diventare anche autonomi. Ecco, prego, Mocellin. È logico, su una cooperativa è basata sui ragazzi che ci lavorano, quindi è il fulcro della cooperativa i ragazzi. Se mancassero loro non ci sarebbe neanche le cooperative. Esatto. Quindi noi come genitori e anche come presidente che è stato eletto dai genitori per rappresentare i genitori, dovrebbe essere una cosa trasparente questa cosa. Cioè è inutile nascondersi, non dire niente. Io sto aspettando dal 2023 i verbali di marzo e i verbali di maggio. Non li ho ancora. Li ho chiesti e una cosa mi hanno risposto che sono riservati alla cooperativa interna e non possono darli ai genitori. Ma se sono io il socio, se la cooperativa è mia, bisogna ricordarsi che la cooperativa sono dei soci, è nostra. Cooperazione, no, arriva da cooperazione. Esatto. Gli altri sono stati eletti per gestire la cooperativa, ma non essere padroni della cooperativa.
Wow. Molto chiaro, ma Mocellin, più chiaro di così penso che non si possa. Allora, visto che stacchiamo un attimo la spina, andiamo a vedere questa meraviglia che è il planetario e poi salutiamo anche il professor Nobili, Luca Nobili. Andiamo a vedere il planetario. Quando il planetario di Padova ha aperto i battenti 10 anni fa, completamente digitale e con una videoproiezione a 6 canali, la struttura era già all'avanguardia. Oggi, con migliaia di presentazioni all'attivo e 300.000 visitatori, il planetario Lex Macello riapre al pubblico con un ambito primato tecnologico. Grazie ai proiettori di ultima generazione, computer nuovi di zecca e software all'avanguardia, lo spettacolo è davvero impressionante. La grossa novità è che abbiamo rinnovato completamente il planetario dopo 10 anni di funzionamento del vecchio. Abbiamo fatto 25.000 ore di funzionamento, 7.500 e passa show, presentazioni e 320.000 visitatori, quindi è passato del tempo, ma è passato molto piacevolmente, perché abbiamo dei riscontri formidabili. Il passaggio alla risoluzione a 8K, fra le più definite al mondo in questo momento nel settore, garantirà colori brillanti e un grande contrasto nelle immagini proiettate sulla volta del planetario. I nostri astronomi sono diventati bravissimi e riescono ad accontentare sia i bambini che i professori universitari a tutti i livelli. Il software nuovo che abbiamo consentirà loro di produrre più rapidamente le programmazioni degli spettacoli. Il prossimo appuntamento è in programma a luglio, in occasione dei 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, nel corso di una settimana densa di appuntamenti per ricordare l'impresa. Allora, professor Nobili, intanto sempre grazie, come ci saluta e che appello vuole fare, visto che tutti i politici sono con le orecchie tese per ascoltare, perché poi risolvono il problema. Ecco, che appello vuole fare, professor Nobili? Allora, apro solo una parentesi, questo è il servizio del 2019 quando abbiamo rinnovato, perché erano all'epoca i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna. L'appello che vorrei fare, ad esempio, partiamo proprio dal planetario. È stato rinnovato, è uno dei migliori in Italia, tutto sommato anche in Europa, per certi aspetti, però è stato un po' abbandonato dalla politica, nel senso che sì, è rinnovato tutto quanto, ma siamo all'interno di un parco, che è il parco dell'ex Macello, che sta veramente in abbandono e andrebbe sistemato, perché lì arrivano scolaresche da tutta Italia, abbiamo anche ospitato e ospitiamo convegni e meeting, è il biglietto da visita della città di Padova, non è possibile che si arrivi vedendo una situazione del genere. Farlo capire ai politici è un problema, figuriamoci se cominciamo a ragionare su problemi ancora più grandi di quelli che abbiamo noi. Bisogna proprio cambiare l'approccio, il voto non è l'unica cosa, quando ci si mette a disposizione del cittadino bisogna fare il proprio mestiere, non bisogna pensare a quanti voti prendo e a quanti non ne prendo, perché se andiamo avanti così non si va da nessuna parte. Io non voto più i partiti, non voto più le ideologie, voto la persona che mi dà fiducia e nella quale credo, e finora non mi hanno mai deluso, le persone non mi hanno deluso, i partiti sì. Grazie professor Nobili, il voto è importante, bisogna andare a votare le persone giuste, il problema è che mi gratta un po' la testa, sa professor Nobili. Io non ho detto niente, ho detto che mi gratta un po' la testa solo, ecco, bisogna andare a votare comunque. Mi riferivo a livello locale, a livello nazionale mi gratto anch'io la testa. Mi gratto molto la testa. Grazie professor Nobili, Prego. Sentiamo come ci saluta Claudia Peloso. Niente. Un appello. Lo facciamo al direttore generale, dottor Benazzi. Va benissimo, sì, Certo. esatto, che ci inviti a chiarire questa situazione, ecco, che sia lui a invitarci a chiarire questa situazione. Ecco, avete bisogno di un confronto, Sì, diciamo. sì. Perfetto. Come lui ha sempre detto che è a disposizione, perciò Perfetto, io benissimo. penso che anche questa volta, come ha sempre fatto, devo dire, risponderà all'appello di Ottimo. Claudia Peloso, Grazie. di Carlo Mocellin e anche di Domenico Cellotto, che sono familiari questa mattina, fanno parte della cooperativa Vita e Lavoro, perché chiedono solo trasparenza, ecco, è giusto riconoscimento il lavoro che viene fatto da questi ragazzi, perciò più di così penso che non si possa dire. Grazie, pubblicità. Allora vi
Dico che abbiamo degli ospiti importanti, specialmente un'altra rossa, attenti alle rosse questa mattina, veramente grazie di essere qui a Emanuela Guizzon, nipote di Tina Anselmi e musicista, perché anche parlare di musica non guasta mai, perché è arte, però era anche l'arte della politica che sapeva fare la zia, questa donna che ha portato al top la sanità veneta, che ha capito le esigenze del territorio. Eravamo i numeri 1, qualcuno dice ma non va male neanche adesso, ci mancherebbe con quello che paghiamo che andasse anche male, ci mancherebbe anche quello, però dobbiamo dire che anche funziona, però non c'è più l'ascolto di una volta, l'ascolto che questa donna, quando ritornava da Roma, andava nelle piazze, si soffermava con le persone che veramente per ascoltarle nel vero senso della parola e capire cosa volevano, le esigenze che c'erano in quel territorio. Abbiamo perso tutto, nessuno ci ascolta, pochissimo. Adesso in campagna elettorale sono tutti là con le orecchie tese, ma non per ascoltare noi, per avere la poltrona, riuscire a essere fermi là. Però a noi manca tanto la figura di riferimento che non abbiamo più. Prego Emanuela Guizzon. Allora, buongiorno, grazie Mirella che mi ha invitato. Mi sorprende sempre quando mi chiama, perché mi sembra sempre di essere una voce uguale a tutte le altre, ecco, niente di che, però sono onorata. Mi rendo conto del grande privilegio che ho avuto di poter vivere e crescere accanto a una persona come era Tina Anselmi. Zia sì, zia me lo testimoniano tantissime persone anche incontrandomi per la strada, anche se mi fermo a bere il caffè in un bar in questo tempo e mi dicono ma sai, mi ricordo quella volta che ci siamo incrociate in stazione, lei tornava da Roma e abbiamo camminato insieme e io le ho raccontato perché avevo bisogno di confrontarmi, di chiederle un parere magari su un piccolo problema personale, ma non sono mai piccoli i problemi, no? Certo. Se sono vissuti come problemi. E lei spessissimo faceva la strada a piedi, tornando a casa, chiacchierando con queste persone, ma era sempre il primo contatto con la sua città e con le persone del suo territorio, con il suo elettorato soprattutto. E cercava di essere a casa sempre la domenica, il lunedì soprattutto, perché a Roma tornava il lunedì notte, viaggiava di notte, proprio per aprire la porta di casa e ascoltare le persone e i problemi che le portavano. A un certo punto abbiamo dovuto filtrare, ha dovuto chiamare una amica, insomma, fare un po' da segretaria, filtrare un po', perché non poteva trovarsi con 40 persone fuori, magari sotto la pioggia, aspettare che le aprisse, perché era la porta di casa, era il salotto di casa, insomma, niente di suo studio, suo salottino, era la stessa cosa. E le persone sapevano che in qualunque modo si potevano in qualunque momento rivolgere a lei, cioè la incontravano mentre andavano a messa insieme e intanto parlavano. E lei aveva sempre la mappatura del territorio e aveva anche la capacità di ricordarsi di queste persone, perché anche a distanza di tempo il saluto che potevano fare magari era con me o con le mie sorelle, per cui non si soffermava a parlare, ma tua mamma che stava poco bene, si è ripresa, si ricordava? Si ricordava assolutamente. Allora guardiamo anche queste foto di Tina Anselmi, le commentiamo con la nipote Emanuela Guizzon. Però io penso, Emanuela, che sua zia avesse una cosa fondamentale che l'ha fatta diventare grande e così attenta ai bisogni, il rispetto della persona. Assolutamente. Ecco, questo a mio avviso lei aveva questa cosa che poi si avvicinava a questa persona, indipendentemente del problema, che potevano essere i piccoli problemi personali, ma lei aveva rispetto della persona. E qua siamo caduti veramente in basso, perché guardate che vi parla una che incontra tante persone, specialmente a certi livelli, e c'è poco rispetto. Delle volte non ti dicono neppure si accomodi, si sieda, ti guardano come fossi un alieno, abbiamo visto un alieno, e stanno già pensando ma non vedo l'ora che vada fuori, perché sanno già che tu dirai quello che senti, che magari è un problema per loro, e perciò non vedono l'ora che tu esca da quella porta. Perché sei diventato così inusuale l'ascolto e il rispetto delle persone, Emanuela? Lei è anche un'artista,
vista, ecco, poco rispetto per l'arte, poco rispetto per la persona, i servizi alla persona, che manca una sanità per carità anche eccellente, perché abbiamo delle squadre meravigliose, dobbiamo dirle, all'interno degli ospedali, che se non ci fossero dovremmo inventarle, ma è il dopo che spaventa, quando vengo dimesso, quando devo fare un'altra visita. Prego Emanuela. Beh, Qui vediamo anche le immagini. Assolutamente Zia aveva lo stesso rispetto, ed era un rispetto proprio per la persona, per l'essere umano, per qualunque fosse la persona, qualunque estrazione, qualunque lavoro facesse, cioè la dignità era la stessa per tutti. Quello che poteva essere diverso, per cui lei, tra virgolette, poteva pretendere di più dalla persona, è che se ti prendi carico, se tu hai una carica più alta, tu hai una responsabilità più grande e devi dare un esempio più grande. Certo. È questo che secondo me si è completamente perso, che è anche la bellezza di fare un lavoro importante. Allora, intanto saluto e lo ringrazio veramente il dottor Roberto Mantovan, primario cardiologia all'ospedale di Conegliano. Che piacere rivederla, dottor Mantovan, grazie di essere qui. Ecco, adesso vediamo il bicchiere mezzo pieno invece col dottor Roberto Mantovan, di questa sanità, di questa cardiologia d'avanguardia tra le 7 migliori d'Italia. Ma sa, dottor Mantovan, qual è il problema quando veniamo dimessi da voi? Che noi abbiamo questa grande famiglia che ci cura, che ci coccola, che è premurosa, che ci ascolta. Poi abbiamo il vuoto quasi sempre, se non paghiamo abbiamo il vuoto. Abbiamo sentito ieri cosa costa una badante, abbiamo sentito questa poca attenzione verso questo paziente che, se non ha dei familiari vicini, diventa nella solitudine più estrema. Ecco, cosa ci dice? Ecco, so che c'è Vladimiro, ma lo prego di aspettare perché vorrei sentire anche quello che dice. Lo ringrazio, il dottor Roberto Mantovan, che stanno cercando di tutto per allungarci la vita. Io voglio vivere 500 anni, dottor Mantovan, fate qualcosa, perché voglio vedere se c'è altra vita nello spazio, però ci vuole tempo. Prego, dottor Mantovan. Grazie Mirella dell'invito, grazie a tutti i telespettatori, è un piacere essere ritornato qui a Rete Veneta. Che dire, 500 anni non credo che li possa garantire nessuno, però sicuramente noi stiamo cercando di fare del nostro meglio. Il nostro reparto della cardiologia di Conegliano è un po' specializzato nella terapia delle aritmie e recentemente abbiamo introdotto delle nuove tecniche che sono subentrate nelle nuove tecnologie e anche in particolare dei nuovi sistemi, soprattutto per affrontare la terapia della fibrillazione atriale, che è la patologia, la aritmica più frequente nella popolazione. È una patologia apparentemente ingiustamente considerata una patologia relativamente poco importante, invece aumenta di molto la mortalità, aumenta il problema dell'ictus, aumenta tante cose, fatto sta che invece se aggredita e bloccata subito può aumentare la sopravvivenza dei pazienti. Ecco, queste sono le notizie buone che io posso dare. Per arrivare a 500 anni, diciamo un po' alla volta. Berlusconi ci aveva provato e mi sembra che abbia avuto anche fortuna, perché veramente è riuscito a superare veramente degli interventi veramente incredibili. Perciò noi vi diciamo sempre grazie, dottor Mantovan, per quello che fate. Allora sentiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie che ieri sei riuscito a far sorridere la nostra ombretta. Grazie Vladimiro. La presenza della nipote della Tina Anselmi. Mi scappava il nome, scusa, no. Perché voglio esprimere un sentimento che da alcuni giorni che mi arrovella, no? Prendo come pretesto il discorso dell'autonomia regionale per arrivare a un altro punto, no? Allora, qualche mese fa vado a Scheggia il più possibile. È passato qua in regione il presidente Mattarella, si è incontrato con Zaia, ha fatto il discorso e via parlando, ovviamente parla anche dell'autonomia, no? Ha detto che l'autonomia è prevista in Costituzione, è stata prevista dai padri costituenti, che deve essere realizzata, eccetera, eccetera, eccetera. Si è espresso a favore dell'autonomia anche i comuni, che va bene,
ha detto non si deve dividere l'Italia, ma l'autonomia è un diritto e deve essere fatta. Io sono stato contento, vedo anche il capo dello Stato si esprime a favore. Qualche giorno fa, primo maggio, stava parlando del lavoro in una città del sud Italia, parlava del lavoro, no? C'è dovuto venire fuori il colpo di dire attenzione a non dividere la strada del sud da quella del nord perché potrà male a tutti e via parlando. Mica sono rimasto, no? Cioè, se va bene tra 3, 4, 5 mesi, se va bene, arriverà 2 o 3 materie di autonomia di quelle previste senza il LEP. Per il resto bisognerà aspettare 2, 3, 4 anni. Mi sto chiedendo, ma che motivo che c'è che improvvisamente questa persona che qua da altri apprà in un modo, venga fuori a parlare in modo esattamente il contrario, ma senza motivo, no? Allora mi sono chiesto, ma è Mattarella vero? Presidente vero? È quello che era qua con noi altri in Veneto qualche mese fa? O quello che ha parlato ieri in una città del sud così improvvisamente senza alcun motivo? Sono rimasto veramente allibito, cioè non riuscivo più a capire, ma qual è la vera persona? Ma devo pensare 2 cose, è vero, da giovane ero del PC per motivo di famiglia, ma mi ho sempre riconosciuto 2 cose, chiudo, che gli esponenti della democrazia cristiana della zona, come per esempio la signora, la nonna della signora, no, del tuo ospite, erano persone dritte, cioè era quello che si vedeva, quando ti parlava, ti sentivi che erano persone sincere e leali, quello era. E mi sono chiesto, ma è proprio un caso che la sanità, quello che funziona, si sta creando da una persona come Tina Anselmi, cioè una persona nostra, della nostra zona, e non da una persona, da una, tra virgolette, democristiana, delle zone da dove che viene il tuo presidente, che viene qua a dire una cosa, poi va giù che ne dice un'altra. Hai fatto sorridere anche Manuela Guizzo, non solo Ombretta ieri mattina, ti ringrazio Vladimiro, grazie Vladimiro, prego Emanuela. La passo subito a me. Ma in Veneto c'era sicuramente una situazione già all'avanguardia allora e c'erano già dei progetti che erano stati sperimentati, erano in sperimentazione, per cui sicuramente zia Tina ha avuto modo di vedere queste cose in dettaglio, vederle in modo più approfondito e è stata agevolata, diciamo, in questo. E proprio la sua attenzione costante a quello che il territorio faceva, a quello che il Veneto faceva, la sua provincia faceva, no? E tutto questo è stato sempre portato nel suo lavoro. Poi erano tanti anni che si parlava dell'istituzione del sistema sanitario nazionale, però era chiaramente un po' una patata bollente, no? Era difficile, lei non si è mai tirata indietro. Quando la sfida era interessante, tirava dritto. Diventava anche più interessante per lei. Più paletti e più via. E poi la motivazione era molto forte, no? Portare un bene così grande a tutti era veramente poter cambiare in meglio la vita delle persone. Queste erano le sfide che lei prendeva proprio di petto appieno, che le piaceva, le battaglie che le piaceva combattere, insomma, quelle che potevano portare a un miglioramento per tutti. Questo sì, valeva la sua determinazione, assolutamente, ecco, di dare risposte a queste persone. Sì, perché lei, io lavoro ma deve avere un senso, devo lottare sapendo che quel risultato porterà qualcosa di tangibile, un miglioramento tangibile per tutti, non solo per me, per i miei o per un gruppo piccolo. Senta, poi adesso mi rivolgo al dottor Mantovan. Dottore, ecco, queste persone che non è stata la sola, ma è partita con delle buone basi, diciamo, Tina Anselmi, però ha saputo capire, ascoltare il territorio e valorizzare questo nostro territorio. Tanto è vero che si parla ancora di eccellenza del Veneto, della sanità, e questo grazie a voi, dottor Mantovani, a tutte queste squadre che abbiamo all'interno di questi ospedali. Però, dottor Mantovani, io vorrei anche capire, perché si parla molto di intelligenza artificiale, si parla molto di cuore artificiale, però come ha detto il professor Gerosa che ho avuto ospite, alla fine c'è sempre l'uomo, c'è sempre questa figura che deve gestire la situazione, ma mancano i numeri. Noi abbiamo dei grandi macchinari che sono lasciati là perché non ci sono persone che li possono adoperare. Allora giustamente
anche il professor Gerosa ha detto che bisogna puntare più sulla figura anche della persona umana, tanto è vero che ha fatto una relazione. Il suo punto di vista, dottor Mantovano? Domanda non facile, perché allora qui si parla molto spesso di carenza di personale sia medico che sia infermieristico, sia anche amministrativo, se vogliamo, nell'ambito della sanità. Diciamo che noi abbiamo da 20 anni dovuto sopportare una restrizione delle spese, dei costi, per ovvie ragioni di tipo economico, e questo alla lunga è ricaduto su tanti fattori che, non ultima appunto l'assistenza, in alcune regioni sicuramente la cosa si è sentita di più, nel Veneto un po', sicuramente un po' meglio, però anche nel Veneto ci sono dei momenti di sofferenza, per cui alcune realtà fanno fatica ad offrire un servizio adeguato al 100%, non perché non ci siano le eccellenze, ma perché ci sono purtroppo delle carenze negli anni di mancato reintegro delle persone, riduzione eccetera eccetera del personale, per cui abbiamo avuto dei momenti di crisi, e poi adesso c'è anche stata un po' la carenza di medici, un po' la fuga anche per certe così chimere esterne. In realtà io personalmente credo fermamente nella sanità pubblica, perché è stata sicuramente ed è ancora, comunque offre ancora la miglior tipo di cura per i pazienti. Dopo si va presto a parlare delle liste d'attesa, quelle sono tutte altre cose, altre problematiche, che sono problematiche più legate alla difficoltà tra virgolette economica. Però sulla bravura degli operatori io avrei dei pochi dubbi, sinceramente. Allora, dottor Mantovano, lei è un cardiologo, e l'importanza, ecco, della salute, il benessere della persona, ecco, il movimento fisico. Io ho un telespettatore, Gianfranco Valeri, che chiama sempre, che lui è stato operato diverse volte e ha detto l'attività fisica forse mi ha salvato. Ecco, mi sono reso conto quanto importante sia l'esercizio fisico. Ecco, cosa consiglia? Perché noi stiamo parlando di obesità, purtroppo anche obesità infantile. Io ho dei pediatri che mi dicono se ne parla pochissimo. Questi ragazzi, queste persone che fanno poco sport, anche perché è caro, purtroppo qua costa tutto ormai, ma soprattutto, ecco, l'importanza del movimento anche per il cuore, ecco, per un bene fisico. Prego, dottor Mantovano. Allora, queste sono norme che ormai cominciamo a conoscere quasi tutti, cioè per una buona prevenzione serve una discreta dieta, qualche volta anche la dieta non è sufficiente, perché colesterolo eccetera, sappiamo che è difficile abbattere il colesterolo e a volte è necessario la terapia, e quando è necessaria è bene farla, e fa bene, contrariamente a quello che molti pensano, ma io poi la pastiglia devo prenderla tutta la vita. Quindi dieta, un po' di attività fisica. Attività fisica sarebbe sufficiente 3 ore alla settimana, 3-4 ore alla settimana, divise in 3 sedute di buona camminata veloce. Quindi non si chiede di fare il Superman. Ecco, anche arrivare all'eccesso opposto. Alcuni super sportivi, anche ieri parlavo con un paziente che faceva le ultra rail, quelle in montagna, faceva i 100 chilometri, le corse, le maratone. Quelle sono attività fisiche che arrivano a non fare troppo bene, perché sono anche troppo. Un po' di attività fisica, una dieta moderata e ovviamente non fumare sono le cose che dobbiamo fare. Non dobbiamo fare grandissime cose, però quelle le dovremmo fare tutti. Avete sentito anche non fumare, lo ripeta professore, perché qua non è che andiamo tanto bene con sto fumo anche dei ragazzi, vedevo anche ieri. Infatti la cosa importante sono quelle 4 H, se mi permetta, proprio che sono quello di non mangiare troppo, cercare di fare appunto un po' di attività, calare quel chiletto di più, non occorre ne avere una silhouette la taglia 38, ma insomma dai, ci siamo capiti, e un po' di attività fisica, anche lì non occorre fare le maratone a tutti i costi, ma un po' di camminata, un po' di movimento, ecco, non fumare,
e questo è quello che noi possiamo fare, perché gli altri fattori di rischio, che sono per esempio purtroppo il diabete, la familiarità, quelli là sono cose che purtroppo uno ha o non ha di solito per una forma, di solito c'è una forma congenita e la familiarità non gliela toglie nessuno. Anche perché una bella passeggiata non costa niente e poi quando torni fa bene anche al fisico e alla mente. Abbiamo Claudio da Marano. Ciao Claudio, che piacere di sentirti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Si parla di autonomia delle 23 materie di sanità e spesso ci sentiamo dire resteranno i soldi a casa nostra. Il problema è casa nostra chi? Perché da come la vedo io verranno spesi in sussidi alle imprese, perché non è casa nostra di tutti, è da chiedere casa nostra chi? Perché secondo me una volta che ci saranno questi sussidi alle imprese si potrà avviare un sistema come lo sognano, di una sanità completamente privata, dove andranno a mettere mano anche ai portafogli, perché possono anche farti una legge che devi avere un'assicurazione sanitaria. Un'assicurazione sanitaria, che c'è già chi ce la paga già, costa al minimo 250 euro al mese, quindi anche per i salariati, se passano le 23 materie e la Regione decide che avrai un'assicurazione sanitaria col prelievo direttamente in busta paga, avremo già meno 250 euro minimo al mese, da quello che so io. Una volta era così, poi non so se magari si potrà fare qualcosa da spendere anche meno. Però devono essere più chiari, non devono dire resto i soldi a casa nostra, è morta, tutti pensano a casa sua. Buona giornata signori. Grazie Claudio di aver chiamato, abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio per quanto riguarda l'autonomia, anche se Emanuela Guizzo non è che arrivi domani, stiamo facendo dei passaggi domani. Semplicemente, prego. Bisogna sempre capire che cosa significa autonomia, perché sento ancora qualcuno che pensa che il Veneto diventa stato a sé ogni tanto, e non è esattamente questo che prevede la Costituzione. Piuttosto forse un'attenzione alle specificità dei vari territori per ottimizzare, che è un'altra cosa. In questo senso, ok, autonomia. Poi ci sono delle cose che saranno, penso, sempre di tutti e quindi saranno in qualche modo centralizzate. Su altre cose le esigenze sono quelle del territorio, come dovrebbero essere le esigenze della sanità, che non può essere sempre, gli ospedali non possono avere sempre le stesse esigenze tutti gli anni. Perché non funziona così, sì. L'incidenza delle problematiche varia di anno in anno. Mi spiace che siano tutte diventate aziende, che nel momento in cui diventa un'azienda le logiche non sono più quelle della salute, della sanità, ma diventano quelle dei conti. Tanto è vero che verrà tolto quindi anche il sociale, una S verrà tolta e diventerà solo sanitario. È molto diverso proprio il concetto a monte. E quel passaggio già è un passaggio che ti porta verso una concezione privata. Sentiamo cosa ne pensa, prima di passare a questa intervista di Anna Vinci su Tina Anselmi, il dottor Mantovan, che è primario di cardiologia all'ospedale di Conegliano. Ecco, cosa ne pensa, dottor Mantovan? Di fatto noi abbiamo un sistema, uno dei forse non frequentissimi sistemi universalistici, come appunto introdotto da Tina Anselmi, che garantisce la sanità uguale per tutti. Esiste un prelievo fiscale nei nostre buste paga per la copertura delle spese della sanitaria, ma garantisce in questo modo una sanità uguale per tutti. Se ricordate, alcuni forse ricorderanno, prima c'erano le mutue che erano legate alla tipologia di lavoro ed erano una sorta di assicurazione, diciamo indiretta, quasi obbligatoria, che comunque era fornita dal datore di lavoro, comunque che prevedeva ugualmente una trattenuta di un certo tipo. All'estero va molto forte il sistema assicurativo nei paesi a partire da Svizzera, Austria, Germania,
In Austria, in Germania hanno un'assicurazione che non ha per esempio le franchigie, in Svizzera c'è la franchigia, tu paghi ben di più di 200 euro all'anno, anche per persone giovani, e non solo, ma poi tu se hai bisogno di una certa assistenza devi pagare una certa franchigia, come quando ti rompono, ti fai un incidente, danno 5.000 euro, però 500, i primi 500 li metti tu. Ecco, queste sono le situazioni che ci sono nel mondo. La situazione italiana universalistica è sicuramente la migliore per molti aspetti, potrebbe essere rivista in alcuni punti, ma io credo che passare a una sanità completamente privata non sia una cosa buona e corretta. Ecco. Poi dopo alcuni aspetti forse possono essere demandati alla sanità privata per appunto non appesantire quella pubblica, ma sono cose molto delicate che si fa fatica ad affrontare anche dal punto di vista politico, secondo me. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti e tanti saluti al dottor Mantovan che ho conosciuto tanti anni fa, mio marito, morellato, non quello di gioielli. Comunque, niente, ogni qualvolta che lo vedo lo ringrazio infinitamente. E dopo vorrei dire, non solo la sanità all'ospedale in lista d'attesa. Io ieri ho bisogno di una visita dal medico di base, medico di famiglia. È impossibile prendere appuntamento. Ho telefonato per avere un appuntamento, me l'ha dato venerdì 24 maggio. Medico di famiglia. Non so cosa sta succedendo veramente. Non mi capisco più. E dopo mi leggo sul telefonino che a Galan e Chisso gli devono restituire il vitalizio che le hanno bloccato dopo tutti quei danni che hanno fatto. Grazie, arrivederci e buona domenica a tutti. Grazie a te Nadia. Penso per quanto riguarda il medico di famiglia ha risposto molto bene la scorsa settimana che avevo il dottor Gorini, che è il presidente dei medici di famiglia, di base, come volete chiamarlo. Le cose non vanno per niente bene purtroppo e anche lui era molto perplesso perché hanno dei numeri che non riescono più a gestire, non c'è niente da fare. Ecco, vediamo l'intervista proprio di Anna Vinci su Tina Anselmi, poi commentiamo e rispondiamo anche, facciamo un commento anche su quello che ha detto Nadia. Tina Anselmi. Ho molto apprezzato il suo discorso. La ringrazio, onorevole Moro. Non sono parole di circostanza. Neanche le mie. Però per le donne potete fare di più. Forse anche lei per questo partito può fare di più. Abbiamo bisogno di persone come lei. Allora, un libro e un film dedicati a Tina Anselmi e presentati a Parigi. Questo è l'argomento di oggi. Il titolo del libro è Tina Anselmi, storia di una passione politica. Il titolo del film, Tina Anselmi, una vita per la democrazia. Qui con noi c'è Anna Vinci, scrittrice di saggi e di romanzi, amica e biografa di Tina Anselmi ed è l'autrice del libro Tina Anselmi, storia di una passione politica, libro dal quale è stato appunto tratto il film interpretato da Sara Felberbaum con la regia di Luciano Mannuzzi. Non si poteva immaginare un'iniziativa migliore per commemorare qui a Parigi il 79° anniversario della liberazione del 25 aprile. Perché bisogna sapere che Tina Anselmi, prima della sua straordinaria carriera politica, militante della Democrazia Cristiana, fu deputata e più volte ministra,
Era stata una protagonista della lotta partigiana nel Veneto. A 17 anni, nel 1944, si era arruolata come staffetta nella brigata Cesare Battisti guidata dal comandante Gino Sarto. Un'esperienza, quella della Resistenza, che doveva condizionare tutta la sua vita nella sfera della politica. Allora, Emanuela Guizzon, questa donna che non aveva caffè latte nelle vene, ma aveva un sangue bollente, che veramente rischiava, era sempre in prima linea in tutte le situazioni, perché noi sentiamo sempre parlare di partigiani, figura maschile sempre con la O o la I. Invece noi abbiamo avuto queste figure femminili che sono state determinanti, ecco, forse che vengono ricordate poco anche per qualche tipo di lavoro per la libertà, la democrazia. Prego Emanuela. Beh sì, in questo tempo devo dire c'è un po' di impegno nel ricordarle un po' di più, ho visto diverse iniziative, anche libri che vengono scritti, approfondimenti, per fortuna, perché comunque l'idea era che loro, grazie, siete stati bravissime, no? Poi tornate a fare quello che facevate prima, cioè il ruolo della donna così com'era, casa, famiglia, fai l'insegnante, ecco. E questo è stato un qualcosa con cui ha dovuto scontrarsi sempre, soprattutto a livello locale. Non è stato digerito bene il fatto che lei a un certo punto sia proprio volata via, volata per le sue caratteristiche, per il suo impegno, ma per la sua cultura, per la sua capacità di visione, per la sua anche caparbietà, cioè ci sono tante qualità che concretizzare le idee. Concretizzare le idee, anzi questa era la cosa fondamentale. Non basta parlare, bisogna agire, e questo l'avevano imparato proprio facendo le staffette in questo caso, perché loro avevano preso 17 anni, sei ancora una ragazzina all'epoca, insomma, è piccola ancora, però lì si sono confrontate con loro stesse prima di tutto, con il loro coraggio, con quello che riuscivano a mettere in campo, andando oltre quello che poteva essere il pericolo, o oddio cosa pensa qualcuno, o sono una donna, sono fragile, non so, posso così immaginare. E lì si sono confrontate, hanno visto cosa sono state capaci di mettere in campo, e quindi no, noi valiamo tanto quanto e dobbiamo andare a conquistarcelo. Leggevo proprio ieri così un pezzettino, perché dopo mi sfoglio il libro quando devo un po' concentrarmi su Zia, e anche quando parla di democrazia, di Stato democratico, lei dice sempre ci siamo conquistati. Come... No, ho conquistato, no, non io, no, ci siamo. Ci siamo come generazione, come popolazione che ha combattuto, che ha voluto fortemente e che è andata a costruire. Perché se non costruisci giorno per giorno, ed era legato a un discorso di attenzione che ogni vittoria è reversibile, che è quello che stiamo vedendo, no? Certo. Però io quello che vorrei chiedere anche al dottor Mantovan è questa equipe, qui ho la foto davanti, il dottor Mantovan, 5 donne e 5 uomini, questa figura femminile che grazie anche a Tina Anselmi ha trovato lo spazio all'interno di questi ospedali, di queste sale operatorie. Vediamo tantissime figure femminili, devo dire che sono, almeno poi mi dica lei dottor Mantovan, che forse riescono anche a mediare, a organizzarsi, ecco, riescono ad esserci nel pezzo quando lavorano. Prego dottor Mantovan, questo merito anche di questa figura che forse le ha un po' stimolate, ha stimolato anche questi baroni che c'erano una volta, perché si chiamavano così, dottor Mantovan, io devo dire quello che si chiamavano, che erano inavvicinabili, mentre voi invece avete creato questa equipe che diventa la vostra famiglia, la seconda famiglia. Prego, ma anche per noi poi, lo sentiamo questo. Prego dottor Mantovan. Beh, basta dire che su 100 persone che lavorano più o meno un centinaio di persone, tra infermieri e medici che lavorano nella struttura che mi onoro di dirigere, circa l'80% sono donne, ma in particolare anche a livello
dirigenziale molte dottoresse sono sempre più frequenti. Sappiamo anzi che l'80% da più di qualche anno, l'80, 90, 80, 70% delle iscritte a medicina sono donne, prevalgono le donne, sono superiori, quindi anche più brave di solito dal punto di vista culturale. Non ci sono sostanziali, secondo me, limiti per il lavoro medico per le donne, anzi nessuno, ormai è ampiamente sdoganato al 100%, questa è una cosa molto, direi, normale, non fa caso, non ci si fa più caso, forse qualche anziano, ecco, ancora se c'è una dottoressa giovane la chiama signorina, la dottoressa magari non è proprio tanto contenta, però insomma ci sorride dietro perché insomma capisce che fa parte di retaggi di altre epoche. Oddio, ce ne sono ancora, dottor Mantovan, lo diciamo, guardate che ce n'è ancora, tanto è vero che a mio avviso l'insegnamento che dovrebbero prendere queste figure femminili è la determinazione che aveva Tina Anselmi. E qual era la sua forza? È che lei doveva essere più brava di quelli che l'avrebbero ascoltata. Lei doveva arrivare di più in là, fare quel passo per metterli in difficoltà. E allora loro dicevano: ma questa veramente forse bisogna che la aiutiamo ad andare avanti perché è brava, ma doveva essere 5 volte brava. Forse adesso è riconosciuta di più, diciamo, anche in un ambito anche culturale, questa figura femminile. Ma una volta, pensate che battaglie doveva fare lei e quanta preparazione doveva avere quando sedeva a questi tavoli per mettere in attenti quelle figure che la vedevo, insomma, no, io ci sono e adesso vi spiego com'è la situazione. Prego Emanuele, rispondiamo anche a quello che ha detto il dottor Mantovan. Sì, mi viene da ridere perché mi vengono in mente tante cose, tante caratteristiche di Zia. Sicuramente le donne in un certo senso sì, dovevano essere oggettivamente, dimostrare di essere più brave, però pensando a Zia, al suo carattere, alla sua forza, non credo sia stata la fatica a cui ha pensato, insomma, non credo pensasse neanche facile, a questo. Lei diciamo. dice: io sono brava tanto quanto, quindi vado via dritta. Poi quando aveva tutti questi uomini nelle vertenze, soprattutto quando era al lavoro, no? C'erano queste vertenze, lei aveva adottato un modo molto semplice. Intanto lei sapeva che aveva una capacità di resistenza incredibile, cioè se voleva arrivare a fare un passo avanti e doveva essere fatto lì dentro in quel tempo, lei andava a oltranza, non aveva fame, non aveva sete, non aveva bisogno di nulla. E non sono abituati a avere una capacità di concentrazione protratta molto nel tempo. E l'altra cosa, bastava impedire di fumare, perché erano abituati a fumare per nervosismo, all'interno. Lei non fumava? Lei non fumava, infatti aveva anche un danno da fumo passivo che aveva preso proprio in Parlamento, tra l'altro, che in Parlamento si fumava. E quando lei aveva tutte queste persone riunite e dovevano fare questa vertenza di lavoro, lei chiedeva che non si fumasse. Per cui ogni tanto dava una pausa. Ogni tanto. E questa era una cosa che mettevano in difficoltà. Certo. Costringevano a un'attenzione, ad andare oltre le scappatoie abituali, no? Che tutti noi abbiamo un po', e quindi a un certo punto erano costretti a concentrarsi sul problema e a trovare un punto di incontro sul problema, perché lei li avrebbe tenuti lì tranquillamente tutta la notte senza nessun problema, così. Ha capito, dottor Mantovan, il rispetto della salute, ecco, lei ci teneva al benessere, ci teneva alla salute e questo fa capire l'importanza di questa mente. Lei era un'illuminata, a mio avviso, aveva visto oltre, la salute era importante, però gestirla non era mica facile, ci voleva tanta determinazione. Prego, dottor Mantovan, poi vediamo la seconda intervista. Sì, io credo che sicuramente le donne siano spesso più brave degli uomini, anche perché sono abituate ad essere, tra virgolette, costrette a fare, come dicevate prima,
a fare il doppio, imparare di più, a essere perfettamente preparate al 100%, a mantenere la concentrazione in maniera più profonda, più prolungata, per superare quelle titubanze, quelle remore che hanno molti nei confronti, soprattutto nel passato secondo me, però ancora adesso quelle, così diciamo, limitazioni che loro devono superare, e quindi si sentono in obbligo di diventare 100 volte più brave per poterle superare. Questo effettivamente è forse una cosa. E nonostante questo, dottor Mantovani, gli stipendi non sono gli stessi, stesso lavoro, stipendio diverso, e siamo nel 2024. Pensate non nella nostra, no, parlo in generale, perché in generale è così, purtroppo, dottor Mantovani, si salverà la sanità, ma da tante altre parti purtroppo stesso lavoro, stipendio completamente diverso. Allora andiamo a sentire anche questa intervista. Chi era Tina Anselmi, o più esattamente come era, che persona era? Diciamo che sono 3 domande estremamente semplici e cercherò di essere esaustiva, sintetica, senza essere superficiale. Per tutto il tempo che l'ho conosciuta, fondamentalmente dal 2002 a Castelfranco Veneto, ero andata da lei perché stavo preparando un documentario per Aisat Extra, La piccola storia, dove piccole storie, tra virgolette piccole, venivano ad attraversare e a cambiare la storia della Repubblica, e da quel momento fino alla sua morte nel 2016, ma anche dopo, studiando, sono rimasta legata a questa donna. Credo che quello che vorrei tentare di fare è usare 3 parole per raccontare la Tina Anselmi che ho conosciuto parlando, perché come voi 2 sapete, per scrivere un libro c'è bisogno di molto tempo, di molto ascolto e di scambi di pensieri e di emozioni. Tina Anselmi era una donna veneta. Questa era una sua caratteristica. Voi potrete dire sì, era nata giustamente a Castelfranco Veneto, no, ma lei era radicata nel suo territorio, e come diceva è proprio l'essere radicate o radicati che ci permette di aprirci al mondo. Seconda cosa, era una donna coraggiosa. Il coraggio è qualcosa, come diceva un grande scrittore, che uno quando non ce l'ha, non ce l'ha. Lei è nata coraggiosa e il suo coraggio era legato, da quello che io ho capito e ho tentato poi di raccontare nei libri, come posso dire, sicuramente alla sua fede, che era una fede fortunatamente nascosta, intima, non esibita, non merce di scambio, ecco. Lei ci teneva molto, e questa fede che era legata alla concretezza della vita. Allora, stavamo chiacchierando, appunto, sentendo questa intervista di Anna Vinci su questa figura femminile importantissima che è al massimo dell'attualità adesso. Il problema è che c'è qualcuno che devia sempre e non riesce a capire. Lei aveva dato la linea guida, il percorso che si doveva fare e non si doveva deviare. Invece è stato deviato tutto il percorso, perché come ha detto il dottor Mantovani, noi abbiamo i migliori macchinari, abbiamo delle eccellenze, ma non abbiamo i numeri per migliorare questa sanità privata, ma soprattutto quella pubblica, perché la sanità privata non avrà mai il grandissimo intervento, perché lo farai sempre nel pubblico, almeno si spera, se non lo demoliranno completamente. Però al momento si punta sul privato. Tu non hai male, hai problemi, paga, vedrai che te lo risolvi in mezz'ora. Vai nel pubblico, che ti dovrebbe essere di diritto, e devi aspettare, come ha detto Nadia, e poi anche il medico di famiglia mi riceve a fine maggio. Ma cosa sta succedendo? Ecco, se fosse qua Tina Anselmi, la zia, cosa direbbe a Nadia e al professor veramente Mantovani, che magari se avessi più personale magari farei ancora meglio di quello che faccio e riuscirei ad ascoltare ancora di più, ma perché veramente guardate che fanno miracoli, ma ve lo dico io, perché finiscono di operare, vanno a visitare, vanno ad ascoltare, cioè per loro non è mai finita, dobbiamo ringraziarli. No, ci sono delle persone splendide all'interno del sistema sanitario, su questo non c'è dubbio, credo che tutti noi ne conosciamo almeno un paio. Quello che direbbe zia non è tanto verso di loro,
Io credo che Zia guarderebbe in faccia quelli che erano i suoi elettori, cioè le persone, e dire: quante volte vi ho detto che ognuno ha la responsabilità di vigilare sui diritti acquisiti, di vigilare sull'operato di chi viene eletto, perché siamo noi che proteggiamo e facciamo crescere lo Stato democratico, siamo noi che proteggiamo e pretendiamo che ci siano applicate le leggi, che siano rispettati i diritti. Se di fronte a questo noi per primi non scendiamo sempre in campo ogni giorno, non possiamo delegare tutto a chi abbiamo eletto, magari non è neanche qualcuno che viene dal nostro bacino, dal nostro territorio. Se nel momento in cui si crea un problema, dico una cosa banale, scusatemi, è una cosa proprio banale, le liste d'attesa che comincia ad essere un problema, dobbiamo pretendere che si risolva il problema, cioè battere su quello. Non è applicata in toto la 194 perché si parla di questo, i consultori non hanno mai portato a pieno tutto quello che è previsto da lì, dobbiamo andare a battere per pretendere. Cioè, adesso quelli vogliono inserirsi dentro di qua perché manca quell'aspetto, le liste d'attesa adesso. Intanto però io che ho bisogno di fare l'esame vado e lo pago e lo faccio privatamente, ma quando questo è sistematico non va più bene. Stiamo autorizzando altro. Abbiamo Maria da Padova. Ciao Maria. Buongiorno. Cara Mirella, buongiorno. Buongiorno. Intanto volevo dirti che ti ho dato il 5 per 1000. Grazie, da cara. parte mia e anche dei miei figli. Grazie. Ecco, Grazie. te lo darò sempre perché lo meriti. Grazie. E niente, volevo la signora, la nipote dell'onorevole Tina Anselmi non la conosco, però la Tina Anselmi sì, l'ho conosciuta e ho detto tante volte dell'ospedale di Castelfranco che lo stanno sballottando, lo stanno mandando alla deriva. Un ospedale eccellente, può confermare la nipote, che poi anche la Tina Anselmi ha messo del suo fra lei e l'onorevole Sartor di Castelfranco Veneto, che l'ospedale Zaia crede che sia suo, non è suo. È suo dei cittadini, perché l'ho detto più volte, è stato fatto con i lasciti importanti di persone nobili e imprenditori e poi cittadini comuni di offerte di lasciti importanti, perché per questa che poi è venuto fuori un'eccellenza di ospedale. E niente, lo stanno mandando alla deriva, non c'è più, bisogna andare ai cittadini di Castelfranco, che è un paese grosso. Io quando l'ho lasciato faceva 50 anni fa, faceva 38.000 abitanti, perciò adesso ne saranno quasi il doppio, non lo so. No, sono sempre 30. Ad ogni modo, un paese grosso con ospedale, con la medicina nucleare, i reparti con primari di alto livello, cioè, non riesco a capire questa cosa, l'ho detto più volte. Come mai, lo voglio dire e ripetere ancora, speriamo che vada all'orecchio di qualcuno che fa queste cose. Volevo capirlo anche noi, hai fatto tantissimo. bene a chiamare Maria. Grazie anche per il 5 per 1000, veramente grazie di cuore, anche perché sapete come impiego questi soldi che mi date, perché faccio vedere tutto quello che faccio, ma soprattutto hai parlato di queste eccellenze che avevamo, Castelfranco, io aggiungo Bassano, aggiungiamo anche Montebelluna, aggiungiamo un po', andiamo ad andare in giro, ecco che non riusciamo a capire cosa sta succedendo poi veramente nella realtà, poi delle telefonate che riceviamo, degli SMS che arrivano, delle persone che sono in forte difficoltà. Ecco, io quando sento un anziano, e lo dico anche al dottor Mantovani, lo dico anche a Emanuela Guizzon, che dico aspettano che moriamo, che così togliamo il disturbo, mi vengono i brividi, veramente nel vero senso della parola,
perché ripeto che se siamo diventati così bravi e belli e grandi è merito anche di queste persone che hanno lavorato tanto, sacrificato tanto e adesso si ritrovano senza risposte perché faccio la grande operazione ma dopo mi ritrovo nella solitudine più totale, devo fare le visite, me le devo pagare, non ho 600-700 euro di pensione, come faccio? Ecco, questi illuminati della politica che invece di vedere solo il cemento e il vino dovrebbero vedere qualcos'altro, visto che abbiamo queste eccellenze che sono i nostri scrigni, che sono i nostri diversamente giovani, le fragilità. Ecco, io lo dico perché è così inutile che ce lo giriamo attorno. Sono questi i problemi, ma perché puntare su tante cose non riesci a finirne neppure una? Punta su una e termina quella e poi vediamo di farne un'altra. Prego Emanuela. Sì, bisognerebbe fare i passi e consolidarli e il passo deve essere concreto, cioè qui si parla tanto, si parla. Io devo ancora capire che visione c'è di paese, non capisco quali sia un programma per arrivare ad attuare quella visione, perché tu hai una visione, vuoi arrivare lì, ci sono dei passaggi intermedi, ci sono dei piccoli passi per arrivare a ogni passaggio. Io questo non lo vedo, assolutamente. Ma se poi penso all'altro giorno, il decreto che hanno presentato di bilancio non c'è neanche il triennio di programmazione, cioè ma cosa stiamo facendo? Adesso ho perso un filo di una cosa che volevo dire, scusate. Intanto che pensa alla cosa, perché veramente è difficile. Sì, mi dispiace, anche... cioè è che sono molto dispiaciuta, cioè a Castelfranco non ti fanno neanche un punto di sutura in pronto soccorso adesso, devi andare a Montebelluna. Cioè è un ospedale che se non ci fosse l'oncologia non so cosa ci sarebbe. Cosa sarebbe rimasto? Un minimo di pronto intervento, è quasi un posto di pronto intervento e basta. E mi addolora perché io sono cresciuta un po' scorazzando sui corridoi di quell'ospedale, ancora quello vecchio, perché mia madre lavorava prima in accettazione, poi in economato, ha lavorato tutto là. Avevo lo zio che era primario di ostetricia, per cui insomma in qualche modo quando andavo a prendere fuori da scuola mia madre magari diceva dai aspetta devo portare su delle carte, vieni con me, insomma era un po' un ambiente familiare, ecco. L'ambiente familiare. E questo dispiace. C'era molta umanità, cioè... Ma anche perché non c'è, Emanuela, trasparenza, non c'è cioè, se loro ci dicessero lo smantello perché ho deciso che forse miglioro la vostra qualità di vita e vi... Ma qua non ci dice niente nessuno, noi ci troviamo questi centralini, questi numeri che poi cadono sempre non arrivi con questi diversamente giovani che non sanno più cosa fare, poi che viene veramente un attacco cardiaco, per fortuna che c'è il dottor Mantovan. Dottor Mantovan, ma veramente quanta pazienza dovete avere per capire anche voi che bisogna dare delle risposte anche immediate a queste persone. Lei ha detto quanto pericolosa può essere anche l'aritmia, bisogna controllarla, bisogna fare le visite adeguate, non si può aspettare mesi. Ecco, perché non c'è questo ascolto? Io non voglio che lei per carità si metta a discutere o criticare la politica o no, ma veramente l'appello che vorrebbe fare da primario, da cardiologo, ecco, questo stress che veramente non riusciamo più, dobbiamo fare 3 lavori per riuscire ad avere 1500 euro di stipendio, perché con 2 non ce la facciamo neppure con 2 o a malapena. Questo stress che provoca veramente anche un malessere fisico, ecco, questi attacchi di panico, c'è tutto uno. Prego, dottor Mantovan. Guardi che non la tiro per la giacca, dica quello che vuole. Giustamente ha detto, ci tengo anch'io a non entrare nelle questioni politiche che non mi riguardano, perché io sono un operatore della sanità e tale voglio rimanere. Io posso solo dire che ci sono delle priorità che spesso vengono dimenticate, a cui molto spesso non si dà il giusto valore. Noi abbiamo il servizio per esempio di angioplastica primaria per l'infarto H24 e comunque noi abbiamo un medico 24 ore su 24 pronto ad accogliere il paziente con lo scompenso, con l'infarto, abbiamo la reperibilità, facciamo l'angioplastica nel giro di un'ora, minuti molto spesso, non
mesi, settimane, stiamo parlando di interventi di vera emergenza, di vera grave patologia, e abbiamo il medico lì H24, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio e Natale e notte, tutte le notti. E questo vale per, non dico noi perché parlo, va bene, per il mio reparto, ma come me anche tutti gli altri reparti, anche internistici e le altre cardiologie. Questa è la vera terapia delle patologie importanti, e su questa cosa ci siamo, e questa è forse la cosa che spesso si dimentica, si dà quasi per scontato: sì, ho fatto l'infarto, mi hanno fatto l'angioplastica, ho fatto il coso, mi hanno defibrillato. No, non sono cose normalissime da cose importanti. Ma per questo allora, vi invito, vede, dottor Mantovano, perché vi invito, perché noi vediamo il bicchiere mezzo vuoto, ma dobbiamo vedere anche quello mezzo pieno, appunto, che è poi importante. anche per quanto riguarda le visite, le liste d'attesa, sicuramente è un problema, ma è un problema anche un pochettino sopravvalutato ed eccessivamente inflazionato, perché ci dovrebbe essere, purtroppo è difficilissimo, comunque è una cosa molto molto difficile da fare, il controllo anche delle appropriatezze delle prescrizioni, perché alcuni vorrebbero avere tutto subito anche prestazioni che potrebbero essere dilazionate di settimane o mesi, e questi vanno, come sappiamo, ad intasare e a togliere il posto a quelli che realmente ne hanno bisogno. Purtroppo un vero filtro non è ancora preparato, e questo è forse il vero problema, per cui si creano poi questi sovrannumeri di richieste, a volte appunto molte appropriate e molte volte invece anche non appropriate, e a volte con pretese, tra virgolette, di tempistiche molto rapide che non sono opportune. Però vede, dottor Mantovano, c'è un perché a questo, e questo dobbiamo dirlo. Una volta c'era il medico di famiglia, tu chiamavi, lui veniva a casa, ti tranquillizzava e non c'erano i pronti soccorsi affollati come c'hanno adesso. Prima di andare all'ospedale pronto soccorso bisognava proprio che il medico di famiglia era un punto di riferimento, perché come dice lei, delle volte non è l'urgenza perché non c'è, ma è l'ascolto della persona, è l'ascolto. Questa persona, se non viene ascoltata, il male che sente, che magari è anche poco e può aspettare, per lei diventa preminente. Basta vedere perché si affollano i pronti soccorsi, poi vediamo i codici bianchi, perché quelli sono, ma perché non c'è più questo punto di riferimento. Abbiamo perso il medico di famiglia, abbiamo perso il prete, è rimasto per fortuna il farmacista che deve fare di tutto e di più, poveretto, perché deve diventare anche psicologo, perché non ci sono più questi punti di riferimento che erano quelli che ti fermavano, che ti dicevano: ma non serve, stai tranquillo, vedrai che ti passa. E cosa facciamo? La popolazione diventa sempre più anziana. Attenzione che c'è un altro aspetto che ha anche sovraccaricato di esami, di richieste, e allungato molto spesso appunto, e diciamo intasato a volte la diagnostica, le visite, i controlli, che è l'aspetto medico-legale. Un poco, ma si è attenuato poco, ma in realtà è sempre molto presente, per cui molti medici sono, tra virgolette, costretti a richiedere l'esame, a richiedere un ulteriore accertamento, pur sapendo che probabilmente non sarà del tutto utile o estremamente poco utile, per essere sicuri di aver fatto tutto, altrimenti si può incorrere in una appunto richiesta di risarcimento o addirittura denunce, tutte quelle cose là che avevano, soprattutto qualche anno fa, adesso un pochino si è spenta con la nuova legge, ma non del tutto, purtroppo, le richieste di risarcimento e denunce ai medici, che hanno creato anche quelle uno stato di disagio e un appesantimento delle richieste che non sarebbero state necessarie. Quindi perciò anche questo... tutto un po', tutta una goccia ha fatto traboccare il vaso, e quelli che ci rimettono sono le fragilità, purtroppo, ed è là il problema grande che abbiamo. Allora andiamo a vedere un altro pezzetto di intervista di Tina Anselmi, poi salutiamo anche gli ospiti. Lei era una donna rispettosa delle regole,
e rispettosa delle regole ma ugualmente indisciplinata. Che è una delle cose più belle, cioè, dico, a mio parere, non è che sia fondamentale, era indisciplinata, per cui lei è stata anche sacrificata, poi forse ci torneremo, forse no, dal suo partito, dopo l'esperienza della presidenza sulla commissione inquirente bicamerale sulla P2 di Licio Gelli. Capita in Italia che ci si ringraziano i migliori mandandoli via, e però lei appunto a quel punto è rimasta nella Democrazia Cristiana, pur nella consapevolezza di quello che era diventata, purtroppo, senza mai venir meno però ai suoi ideali e, come lei giustamente diceva, alla sua fede laica. Ecco, diciamo che per cominciare dall'inizio, proprio di quando aveva 17 anni, come si diceva, sì, no? C'è questo episodio che dice molto sul personaggio. 17 anni, lei deve assistere, è obbligata ad assistere al massacro di quanti erano 43 giovani catturati dai nazisti, ed è sconvolta ed è lì che decide di entrare nella resistenza, quindi non si limita a un dolore personale, ma certo, lo esprime con un'azione, entra nella resistenza e a 17 anni ha il coraggio di fare da staffetta, deve portare una riccia trasmittente, la bicicletta sulla quale va si ferma perché non può più usarla perché si buca una gomma, lei chiede un passaggio a un convoglio militare tedesco, sale in mezzo a tutti i soldati tedeschi, fantastico, con la borsa con dentro la radiolina, e ci vuole un coraggio e anche, diciamo, una disinvoltura, per dire, no? Incredibile. Questo dice molto, no? Del suo, sì. del personaggio. Mi sembra che abbia scelto proprio un episodio calzante, perché mette insieme tre cose che era Tina. Innanzitutto, lo ripeto, insomma, coraggiosa e direi anche dispettosa. Cioè, lei era una donna che amava dire no, ma non quei no stupidi, no? Era un no anche per provare l'altro, e di fronte a una situazione di questo tipo l'idea di scegliere da sola, no? E fare un dispetto pazzesco, perché quello era un cambio di nazisti, lei va lì e li prende in giro, e in quel momento credo che proprio è la sua capacità. Lei mi diceva, non solo a me, diceva anche nei suoi libri, l'importante è esserci, e quando io le chiedevo ma cosa significa, a parte mi diceva risponditi da sola, però poi approfondendo è che lei era se stessa, cioè per sintetizzare, lei era una di quelle persone rare che era diventata quello che doveva essere, e questo episodio che lei ha scelto con molta acutezza dimostra proprio che lei stava subito andando laddove sarebbe arrivata. Era anche una sportiva, giocava a pallacanestro, sì, quindi la grinta ce l'ha già da lì. Sì, era finalista alle regionali di Giavellotto. Allora, abbiamo visto queste immagini molto significative. Emanuela Guizzò, mi viene in mente la canzone di Loredana Bertè. Prima mi dicono matta, poi mi fanno santa. Ecco, perché funziona così in questo paese. Ecco, per valere devi morire. Allora qualcuno si rende conto invece del lavoro che aveva fatto, ecco, questa persona, e allora la fanno santa. Però noi saremmo più felici se invece di farle santa diamo giusto quel che è di cedere alle persone che ce la mettono tutta per portare avanti questo paese. Come ci saluta Emanuela Guizzò? Ma io non lo so, facevo una riflessione finché guardavamo, che era sul valore di ognuno, e anche delle persone fragili, anche delle persone anziane che cominciano ad essere un po' svanite, no? Mi viene in mente un po' anche le ultime cose che scrive Zia nel suo libro, che dice sì, magari ci dimentichiamo, no? Così, però abbiamo una leggerezza diversa e hanno comunque una grandissima ricchezza. Qualunque persona che sia malata, che abbia una fragilità di un qualunque tipo, di solito hanno delle sensibilità e una capacità di leggere l'animo dell'altro che è incredibile. E penso che abbiamo perso proprio che è anche capire il valore che ho io come essere umano, proprio, che non dipende da quanto sono prestante, quanto sono forte, intelligente, che lavoro faccio, ma è proprio
quanto so mettere in campo nell'andare con amorevolezza, nel rispettare la vita, nell'avere la consapevolezza di che cosa sia il valore della vita. È il rispetto della persona. Che è il rispetto della persona, ma rispetto prima di tutto me stesso in questo modo qui. Cioè, l'altro non è qualcosa di diverso da me. Allora sentiamo come ci saluta il dottor Mantovan, poi saluto gli ospiti e andiamo in pubblicità. Niente, io voglio dare una parola di speranza per quanto riguarda la nostra sanità, perché vedo, sì, qualche ombra la vediamo tutti i giorni, ma noi dobbiamo persistere nel salvaguardarla, cioè sì, criticarla anche, ma cercare soprattutto di salvaguardarla e fare di tutto per supportare il lavoro degli ospedali, dei nostri ospedali e del lavoro degli operatori all'interno degli ospedali. Ma questo ve lo meritate, perché sentite le telefonate e la gente a casa è attenta, sa chi è il bravo e chi è il meno bravo. Noi siamo bravi a capire, sa dottor Mantovan. Il problema è che quando andiamo a votare siamo là che facciamo la grande confusione, ma sappiamo chi è bravo all'interno degli ospedali e quello che fate, e la dimostrazione sono le telefonate, il popolo che parla. Grazie al dottor Roberto Mantovan, primario cardiologia all'ospedale di Conegliano. Grazie a Emanuela Guizzoni, nipote di Tina Anselmi, musicista. Grazie per questo spaccato che fa capire veramente l'importanza di credere nella persona e di ascoltarla e di rispettarla. Pubblicità. Allora io ringrazio la dottoressa Alessia Grassigli, Presidente Ordine Veterinari di Treviso, che è ritornata qui a Sveglia Veneti, perché abbiamo bisogno di capire, anche fra poco arriverà l'estate, oppure anche le passeggiate con questi bellissimi animali che sono i cani, ma ci sono anche i gatti, tutti gli animali, ma in particolare i cani, e come capire che tipo di animale mi porto in casa, doveri, ma soprattutto capire che abbiamo a che fare con una realtà che va accudita nella maniera giusta. E saluto anche Armando Sartori, Presidente Confartigianato Imprese Oderzo Motta di Livenza. Grazie anche a lei, Presidente Sartori, di essere qui. Allora partirei proprio da Sartori, visto che abbiamo parlato di sanità, adesso parliamo di lavoro, queste imprese che fanno sempre più fatica a resistere, e questo non perché non siano brave, anzi sono delle eccellenze che io spero che riescano a rimanere, ma perché c'è una burocrazia e una tassazione che li sta stritolando. Non ne veniamo fuori perché qualcuno non ascolta. Quella politica che avrebbe dovuto dare risposte, non solo adesso, ma anche in tempi passati, non ha saputo capire che era il momento di supportare queste realtà. Prego Sartori. Sì, non solo adesso come appena detto, ma anche in tempi passati, perché poi le riforme, i percorsi virtuosi si fanno prendendoli per tempo. Adesso c'è la tassazione, la burocrazia, ma tutta una serie di adempimenti che fanno sì che le imprese marginalizzino sempre meno, e questo è il grande problema. Il grandissimo problema però su cui bisognerà discutere sarà comunque la forza lavoro, e quindi noi abbiamo già fatto delle analisi già da tempo che riguarda la carenza dei lavoratori in genere, quindi non solo della manovalanza, diciamo così. E questo ci sono dei dati, vanno studiati, vanno analizzati, perché probabilmente la domanda che arriva rispetto a quelle che sono le aspettative dei giovani che si interfacciano al lavoro non collimano, e quindi qui dovremmo andare un po' ad analizzare le cose. Allora abbiamo Federica da Busche Belluno, poi passiamo alla dottoressa Grassigli. Prego Federica. Salve signora, buongiorno. Dispiace via la nipote della signora Tina Anselmi, perché volevo dare una testimonianza diretta di chi che la era proprio, perché noi che avevamo una tangenza qua, mi ricordo che era tosetta signora, adesso ha più di 60 anni,
E una vicina di casa l'aveva sta la vacca, così la me fa, guarda che oggi arriva fino a Anselmi su a un paese che si chiama Travagola. Buona a vederla. Mi ricordo che pur essendo tosetta stava molto ingoiata e sarà andata in gruppo in bicicletta, mi stai disinfeltre, diciamo, se è in bici, e signora una bella la barbe. L'era come al pari del contadino che era là, gli aveva parecchiato, ancora adesso, guarda, neanche farlo apposta, sono passata non tanto tempo fa davanti, era come una piazzetta, gli aveva parecchiato un palco di legno, signora, e questa persona si aveva da fare semplice al pari di questi contadini, la parleva al dialetto, la guarda signora, volevo dare proprio una testimonianza di una bella persona che pur essendo bambina mi resta impressa. Grazie Federica, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, perché il tempo è tiranno. Ti ringrazio di questa testimonianza che fa piacere, che Federica ricorda questa bambina, questa figura femminile molto vicina alle persone, che sapeva calarsi conforme dove si trovava, sia quei grandi, avete sentito come li metteva in riga tutti, fumare zero, qua dentro non si fuma, via fuori, perché era determinata ed era più brava perché aveva studiato, aveva imparato che bisognava essere più forti. Dottoressa Grassini, anche per lei è un momento non facile far capire a queste persone che l'animale non è un giocattolo, che bisogna capire chi sei, cosa vuoi e che possibilità hai anche di tenere questo animale. Prego, dottoressa. Sì, quando noi ci approcciamo ad avere un cane in famiglia, che è una cosa che fa piacere a molti di noi, e scegliamo di avere un cane o un animale da compagnia, noi dobbiamo chiederci cosa possiamo offrire a questo animale. Non si dovrebbe scegliere, anzi non si deve scegliere l'animale perché mi piace quella razza, ma perché io ho una vita strutturata così, sono fuori di casa tutto il giorno, oppure posso permettermi lunghe passeggiate mattina, pomeriggio e sera, ho figli piccoli, ho persone anziane in casa, quindi in base a come è strutturata la nostra vita quotidiana si sceglie l'animale. Non al contrario, voglio quello perché mi piace. Perché lo vedo Jack nella Russell, pubblicità. Perché l'ho visto nella pubblicità, perché quello è bello, perché è biondo, perché è simpatico, e anzi perché stiamo parlando comunque di esseri viventi, di esseri senzienti. E qui cosa ha portato, dottoressa? E qui vi ho portato una nota del Ministero della Salute che riguarda le sedute di Puppy Yoga, perché qualche mese fa è successo in primis a Treviso, si stavano espandendo delle attività cosiddette di Puppy Yoga, quindi mezz'ora di yoga, le persone facevano yoga e nella mezz'ora successiva entravano questi cuccioli e ogni settimana una razza diversa, ma molto piccoli. E per legge i cuccioli non possono essere tolti dalla madre prima dei 3 mesi di vita, e là non c'era anche nemmeno alcuna garanzia sanitaria dell'animale vaccinato, sverminato e via di seguito. Quindi noi come ordine, perché gli ordini sono a tutela della salute pubblica, ancora prima del benessere animale o della salute animale, l'ordine dei medici veterinari tutela la salute pubblica, siamo intervenuti, abbiamo chiesto la collaborazione che è stata piena e fattiva della nostra ASL e dai nostri servizi veterinari della ASL, e quindi abbiamo segnalato ai carabinieri, ai NAS, queste attività che sono state bloccate. Quindi a livello nazionale ora queste attività che si stavano diffondendo a macchia d'olio, e io mi sono premurata di avvertire gli altri presidenti intorno a me e anche in Toscana e in Lombardia di queste attività, e siamo riusciti a bloccarle a livello nazionale. Quindi sia per il benessere animale di questi cuccioli che venivano usati come peluche, perché alla fine queste persone che andavano a fare Puppy Yoga con questi cani in realtà avrebbero bisogno di un peluche e non di un cucciolo, perché molto spesso è il problema di cui parlavamo che uno si sveglia prima. al mattino e si inventa inventano cose. Sì. Allucinante, Sì. è allucinante. Allora io vorrei sentire Sartori, giustamente la dottoressa Grassini parlava di cosa voglio, che benessere voglio per questo animale, questo cane, questo gatto che mi porto all'interno della casa, ma io mi domando se qualcuno pensa a cosa vogliamo fare di questi artigiani, visto che ne abbiamo decimato tantissimi, che sono secondo me la creatività che tutti invidiano,
anche all'estero, specialmente di questa bellezza, di questa proprio creatività che hanno nel DNA, che da un pezzo di carta riescono a trovare fuori il mondo, perché siamo così, tutti ci invidio e noi non abbiamo dato mai non noi, ma la politica che doveva sostenere, come sostenere l'operaio, sostenere l'artigiano, invece questo non è fatto anche come associazioni di categoria non è che siano stati supportati, parlo non in tempi recenti ma in tempi meno sospetti, dove si doveva fare formazione, perché questo era il problema grande, non si è fatto. Adesso facciamo la formazione ma siamo in ritardo e non è così semplice. Prego Sartori. Sì, diciamo, visto che stiamo parlando di animali, dovremmo essere anche noi specie protetta, no? Per il bene soprattutto nostro, delle nostre famiglie, ma poi in generale della collettività. Non dimentichiamoci che questo famoso, tanto sbandierato miracolo del nord-est che ha portato il Veneto in particolare a livelli di PIL, da numeri da Baviera, e consideriamo che la Baviera era considerata probabilmente l'area più produttiva al mondo, cioè questo siamo stati, quindi dobbiamo essere anche orgogliosi. Ma su questo terreno qua non abbiamo poi coltivato bene, non abbiamo seminato frutti. Adesso i problemi sono un'infinità e il primo che mi viene in mente è proprio, oltre al calo demografico, anche un cambiamento di cultura. Quindi quegli artigiani tanto bravi che hanno sviluppato imprese nate dal nulla e che hanno creato una, chiamiamola, ricchezza in un tessuto economico abbastanza molto vasta, no? Perché le piccole imprese creano ricchezza magari in maniera inferiore della grande impresa, però più distribuita, ok? Abbiamo sentito per il passato, anche tanti miei colleghi, io li sento dire, lo dico in dialetto, non voglio che me fiol fai la vita che ho fatto me. Viva Dio, per carità, tutto legittimo, però non possiamo diventare tutti avvocati, non possiamo diventare tutti ingegneri. Oppure potremmo diventare tutti ingegneri ma continuare comunque, visto le nostre capacità, visto lo studio eccetera, continuare quelle attività che sono comunque attività che danno intanto una risposta al territorio e poi una risposta all'economia domestica, all'economia della tua famiglia. Io dico sempre, meglio un idraulico bravo che si sa gestire eccetera e che guadagna 3.000 euro al mese piuttosto che fare fotocopie in uno studio notarile a 800 euro al mese, cioè, e questo è già un fatto culturale. Poi diciamo che dovremmo essere specie protetta, ma dobbiamo prima di tutto proteggerci da noi stessi, da questa cultura che chi lavora sia un soggetto che vale un po' meno di chi usa, diciamo così. Bene, però Sartori, noi abbiamo un grande problema in Italia. Io penso di essere una delle poche che lo dice, ma lo dico quasi tutte le mattine, che noi da tanti anni abbiamo iniziato a pagare i parassiti, che sono quelli che non lavorano, che non producono, e non pagare quelli che lavorano onestamente, che creano, che ci mettono del proprio, in primis l'operaio. Noi paghiamo il CEO, non paghiamo l'operaio, ma se l'operaio non lavora e non tiene sulla fabbrica, il CEO non vale niente. Però l'operaio è visto come l'ultima ruota del carro. Tu fai un operaio, così si diceva in dialetto una volta. Mi posava un operaio senza sapere che era la colonna portante del paese, che è la colonna portante del paese. Guardate che se noi non riprendiamo in mano questa storia, che è l'operaio, che è l'artigiano, che è il lavoratore, compresa la dottoressa che ci mette del suo, che salva, che aiuta, come i medici che abbiamo sentito, e paghiamo dirigenti che non fanno niente, anzi li premiamo, noi andremo a fondo e non ce ne sarà per nessuno. E se questo fondo vuol dire rivolta, non ce ne sarà ancora per nessuno, perché prima o poi dovremo venire un dunque, perché così non possiamo andare avanti, così. Sentiamo Livio da Padova, vai Livio. Un saluto ai tuoi ospiti. Prego, ciao. Mia figlia ha un cagnolino, un bastardino,
che ha 6-7 anni, e questo cagnolino è affettuoso con me, con lei, con tutti quelli della famiglia, insomma. E volevo chiedere ai tuoi ospiti, il fatto che Lecchi si può dare un significato al fatto che sia con quelli che conosce, sì, che sia così affettuoso. E poi un'altra cosa, io mi chiedo, i cani di razza, veramente i cani di razza, non mi sembra che siano così affettuosi come certi cagnolini bastardi, eccetera. Sono un po' più altezzosi, mi sembrano più indifferenti all'affetto che i padroni hanno verso di loro. È una mia sensazione, è la verità. Grazie, vi saluto. Allora sentiamo, grazie Livio, come commenta, come risponde la dottoressa Grassigli a Livio da Padova. Buongiorno Livio. Sicuramente è anche una sensazione, perché sicuramente bisogna considerare, quando parliamo di meticci, non sappiamo la loro storia pregressa, quindi da dove arrivano, se sono stati abbandonati, se arrivano da un canile, se sono nati in una famiglia, e già là fa la differenza. I cani di razza invece, noi parliamo di cani di razza, ma parliamo di cani da guardia, di cani da lavoro, di cani da riporto, di cani da caccia, da ferma, da tana. Quindi quando parliamo di cani di razza, noi parliamo di animali che l'uomo ha selezionato per avere determinate caratteristiche. Per cui alcune sono più spinte, possono essere più disinteressate, ma in realtà non è tanto così, perché il cane si sente parte della nostra famiglia ed è parte ormai della nostra famiglia, per cui non li si può escludere. Giustamente lei vede il suo cane come il suo punto di riferimento perché è parte del suo nucleo familiare, ma i cani di razza nella norma sono... Poi c'è chi più, chi meno, come tutti noi, perché anche all'interno col delle proprio razze carattere ci sono delle differenze, ma chi più chi meno sono tutti affettuosi. Senta, dottoressa Grassigli, ma questa anziana a cui sono state amputate entrambe le braccia, che è stata assalita da questi cani, sembra che in casa ne avesse ben 8, nel silenzio totale di quello, diciamo, di un intervento che doveva essere fatto, capire. Ho capito che la legge non prevede un numero tot di cani all'interno delle case, ma sapere che cani e come li tiene, questo penso che fosse dovuto anche per una sicurezza di tutto il condominio, o sbaglio? Perché qui c'è qualcuno che dovrebbe controllare e non si riesce a capire se c'è o non c'è. Ma qui stiamo parlando anche che questa povera signora, diversamente giovane, perché stiamo parlando di ottantenne, ha entrambe le braccia amputate. Prego. Qua ci sono tanti aspetti da considerare. Sicuramente una persona di quell'età che deve stare in casa da sola con 5-6 molossi non è una cosa facile, in aiuto della figlia che però in quel momento non era presente. Fossero animali da utilizzare, che usavano per fare cucciolate, come sembra dagli articoli che ho letto, però ci sono delle indagini in corso, per cui io mi fermo a quello che ho letto. È anche vero che sopra un tot di animali vanno dichiarati e bisogna essere considerati allevamento, quindi se c'è una razza e si fanno dei cuccioli è un allevamento, e quindi è proprio un'attività produttiva, una piccola attività produttiva, e questo è un capitolo. Dopodiché tenere anche una questione di benessere, anche se non fossero pitbull o mastif, amstaff, quello che sono non è importante, ma tanti animali in un appartamento sicuramente non è benessere animale, ma il pericolo di avere tanti animali che, per come li abbiamo selezionati, non è che siano aggressivi di loro natura, ma loro sono stati creati per avere determinate fauci, determinate dimensioni di muscolo e anche un atteggiamento mentale differente rispetto ad altre razze. Magari una razza da caccia è stata selezionata ed è stata abituata negli anni a, come li vediamo noi, alzare la zampina, fermarsi e appuntare. Quegli animali là invece sono stati selezionati, creati, sto un po' facilitando il tema, per essere anche più facile l'aggressione, per non dare determinati segnali, perché noi spesso non capiamo i segnali che il nostro animale ci dà o gli altri animali ci danno. Per cui qualcosa che sembra banale può scatenare. Sottovalutiamo il pericolo che lui esprime poi, perché se tu lo conosci capisci che in quel momento
devi guardarle, non siamo abituati a conoscere o a capire come parlano gli animali. Cioè ognuno di noi quando va in passeggiata vede un bel cagnolino e gli dice oh che bel cagnolino e gli fa caro sulla testa. I cani lo odiano. Ecco, tutti mi dicono che bei ricci, che bei capelli rossi. Se ognuno venisse ogni 3 minuti a dirle ma che bei capelli rossi, basta anche no, si anche gira no, e diamo morso anche noi. Il concetto molto spesso è proprio questo, quindi bisogna capire e studiare quale animale si vuole prendere. Siamo adatti a quell'animale? E poi ci sono anche casi forse anche da assistenti sociali, come mi sembra di capire in certe situazioni, sì. Certo. E là sicuramente ci sono le indagini in corso. Perché... Allora, come diceva la dottoressa Grassilli, Sartori, tante piccole attività anche oscure, nascoste, tanto lavoro nero emerge anche in questi giorni, in questi periodi, eppure si sa che bisogna stare molto con le antenne alte, perché sembra che ci sia solo il sud che ha questo problema, mentre ce l'abbiamo anche noi, ma qua non se ne parla perché qui non esiste, qui siamo un territorio perfetto, non è proprio assolutamente così. Prego Sartori. No, non è questo il territorio perfetto, forse sta un po' meglio di altri, per carità, ci mancherebbe. Allora, intanto vorrei mi permetta proprio 2 battute su quello sull'imbeccata che mi ha dato un attimo fa, dice la gente che lavora deve essere pagata. Viva Dio, ci mancherebbe. E dobbiamo dire che gli stipendi non sono sicuramente, i lavoratori non sono sicuramente adeguati ai costi della vita che oggi abbiamo. E qui è ora anche di finirla che questo sia un problema, una cosa che devono dire i sindacati o quelli di sinistra o quelli... Questa è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, punto. Ok. C'è da dire però che gli stipendi sono bassi, ma il costo del lavoratore è alto. Quindi a quel povero Cristo che va a casa con 1.200 euro, il titolare di contro ne ha tirati fuori 2.400. Ok, e quindi mi verrebbe da dire semplicemente agite sul cuneo fiscale, sui costi, eccetera. Lì mi rendo conto che questa questione non viene mai presa in seria considerazione. Da nessuno? Da nessuno. Da nessuno proprio. Nessuno. E questo da molto tempo, e quindi è ora perché poi qui il costo che l'impresa ha la deve trasferire sul prodotto finito, eccetera. E qui non se ne viene fuori. C'è anche da dire che questi denari, questo cuneo fiscale, poi non producono un reale beneficio neanche per il lavoratore, perché sentivo anche 2 battute prima quando si parlava di Tina Anselmi, c'era qualcuno che diceva che poi nell'ospedale stai meno ad andare nella clinica privata per avere la visita. Ma viva Dio, se nella mia busta paga ho messo dei contributi per avere un servizio sanitario, con 1.200 euro e la famiglia da mantenere, fatico. E magari ho voglia di prendermi anche un cagnolino perché sento questa necessità, magari però devo pensarci su perché dopo ho bisogno del veterinario e avanti. Per quello che riguarda le attività in nero, eccetera, ma questo tra l'altro è un territorio che ha avuto una storia che probabilmente l'avrà ancora. Non so, penso al mondo del tessile, dei cinesi abusivi, eccetera, ma è possibile che lo sappiano in tanti e ne becchino pochi, ma questo voglio dire ci vorrebbe un'attività più puntuale. Scusa Sartori, abbiamo parlato tanto di questi bonus, ma chi è che doveva intervenire nel momento che si sapeva che chiunque poteva andare alla Camera di Commercio, aprirsi la partita IVA e partire con la truffa, diciamolo? Sì. E io sprovveduta vedo che questa persona ha aperto questa attività, mi fa anche un prezzo adeguato e per me molto conveniente, ci credo perché se ha la partita IVA io mi fido, il famoso fidarsi. E qui com'è andata sta storia? Che a noi ci fa il pelo contro pelo se vogliamo fare qualcosa, uno arriva, si apre la partita IVA, prende i soldi, svuota il cassetto fiscale, ciao. La storia è andata molto male, noi di Confartigianato ne sappiamo qualcosa perché ci siamo attivati, perché per noi lei si riferisce al 110%, certo. Che è cosa nota. Per noi era una possibilità di lavorare e soprattutto
soprattutto di migliorare le case di chi tra l'altro ne aveva bisogno. Qui c'è da fare un appunto, qui è mancato proprio la forza dello Stato, quindi non lo so, quando tu senti che il direttore dell'Agenzia delle Entrate dice ma sapete cosa c'è? Abbiamo 8 milioni di truffe. Bravo, in un paese normale dovresti andare a casa. Sì, non andare in TV a dirlo. O prevenire, se non altro. O in paese normale dovevi prevenire, perché non è possibile che quelli che erano in regola hanno faticato a prenderli quei benedetti soldi e quelli che non lo erano glieli hanno dati alle poste. L'ha detto Sartori della Confartigianato. Un minuto per salutarci, dottoressa Grassilli, ma vi inviterò ancora. Prego, cosa vuole dire, che appello vuole fare? Allora, il mio appello riguardo agli animali è avere una consapevolezza quando ci si approccia agli animali e quindi sapere chi siamo, che vita facciamo e decidere in base a questo se vogliamo un cane, se vogliamo un gatto e che cosa possiamo noi offrire a loro. Dopodiché scegliamo consapevolmente. Però volevo anche dire che il medico veterinario non si occupa solo di cani e gatti, ma è chi tutela la nostra salute. Ogni volta che ci sediamo a tavola e beviamo anche solo un cappuccino, c'è almeno un medico veterinario che ha controllato il latte, che ha curato la vacca, che ha prodotto il latte e via di seguito. Quindi la nostra è una figura professionale molto molto vasta come campo. Grazie alla dottoressa Alessia Grassilli, grazie a Armando Sartori che inviteremo ancora. Piccole gocce ma di saggezza. Grazie. Adesso andiamo a leggere la Costituzione e le poesie di Mirella. Ed è il momento della nostra bellissima Costituzione. Finché ce l'abbiamo, fortunatamente cerchiamo anche di leggerla e sapere cosa è scritto nella Costituzione. E poi leggerò 2 poesie, una dedicata alla strada, come ho aperto questa mattina la trasmissione con questi 2 ragazzi. Guardate, una cosa incredibile, nonostante quello che si dice non finiscono mai di non capire che possono togliere la vita a un'altra persona. Il rispetto, io butterei via le chiavi delle macchine, non gliele darei più, perché questi continueranno a correre quando avranno la patente. Io sono convinta di questo. Tanto hanno detto abbiamo fatto una bravata, sì, se passava qualcuno di là non ci sarebbe più. Questa è la bravata che loro pensano di aver fatto. Ecco, è complice magari qualche familiare che dice alla fine è una bravata. Se fosse passato qualcuno, pensate, un passante, persona che porta fuori le immondizie, qualsiasi, anche una macchina, una moto, un motorino, pensate, è andata bene, ma non so se è andata bene, è molto da riflettere su questo. Allora, leggiamo la Costituzione. Eravamo arrivati all'articolo 105. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni di trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, solo loro. Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può mettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Articolo 107. I magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per motivi o con le garanzie di difesa stabiliti nell'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Articolo 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Più chiara di così la Costituzione non potrebbe essere. E adesso iniziamo con queste due poesie. La strada di Claudio Bello, che abbiamo avuto ospite, quel signore diversamente giovane che scrive poesie. È la strada che ti parla. Sono fatta come te, con arterie grandi, medie e piccole. Il mio cuore è un incrocio. Se tu saprai rispettarmi ed essere gentile, ti porterò a vedere tutte le meraviglie del mondo. Devi avere la mente libera come una foglia al vento, chiara come l'acqua, occhi aperti come un petalo appena sbocciato. Quando sei in prossimità di una curva, rallenta dolcemente, allora ti porterò via dal pericolo che ti attende. Sono dritta e storta, devi dominarti ed essere attento. Ricordati che per tua mamma sei come un fiore. Se corri troppo veloce, perderai foglie, petali, di te non resterebbe nulla e la faresti soffrire per tutta la vita. E adesso leggiamo, dopo questa settimana incredibilmente commovente, toccante, con le morti sul lavoro, con gli incidenti stradali, di tutto e di più, la lettera che ha scritto Monica Battistetti all'adorato Mattia, questo figlio che non rivedrà più. 29 aprile 2024. Mattia, sono 3 anni che non sei più tra noi. Vado avanti, chiusa nella mia corazza, alla ricerca di giustizia. È la rabbia che mi fa stare in piedi e sfondare porte inapribili. Per una mamma perdere un figlio è innaturale. Sei presente in me in ogni istante delle mie giornate, in ogni battito del mio cuore lacerato dal dolore. All'alba, quando sorseggio il tè e già mi manchi. La notte, quando ascolto se respiri e se sei in camera tua. Che destino tragico mi ha riservato la vita. Mattia, aiutaci a sorreggere questo peso intollerabile che ci è piombato addosso. Ciao amore mio, la tua mamma. Ciao a tutti, ciao anche a Ombretta, ti penso sempre Ombretta, via quel foulard, via quei cappelli, via beretti, perché sei sempre tu e sei la bellissima Ombretta. Ciao, buona domenica a tutti.